Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Quest'oggi avremo ospiti in studio Barbara Odorico, vicepresidente della Sesta Commissione di Forza Italia, e poi Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico. Se vorrete dialogare con le nostre ospiti, quest'oggi entrambe donne, potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa che comincia come sempre con le previsioni del tempo con il sito dello Smeralpa regionale. Allora diamo un'occhiata alla pagina per vedere la situazione generale. L'Italia continua a essere interessata da una depressione centrata sull'Alto Adriatico che fa affluire in quota correnti umide e instabili da sud-est. Giovedì la depressione si sposterà in Slovenia, affluiranno correnti da nord. Quindi oggi, proprio giovedì 27 giugno, cielo in genere variabile con più sole su bassa e costa. Del pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e qualche temporale sulle prealpi che in seguito potranno interessare anche qualche zona di pianura, venti di brezza, mentre nella giornata di domani tempo ancora migliore, su pianura e costa cielo in genere sereno a poco nuvoloso, in montagna poco nuvoloso, al mattino variabile o nuvoloso nel pomeriggio, quando sarà ancora possibile qualche locale rovescio temporalesco, venti di brezza, temperature massime in deciso aumento. Ancora uno sguardo a sabato, così ci avviciniamo al fine settimana, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna per la formazione di locale nuvolosità pomeridiana, caldo afoso in pianura di giorno, venti a regime di brezza. Questo è il quadro meteo per i prossimi giorni. Andiamo a vedere la rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo con il Piccolo di Trieste che dà conto del benvenuto a Miramare per la cena di gala del G7 Istruzione. Comincia oggi, ha avuto un'anticipazione ieri, lo vediamo qui nella foto, con il vertice Young a Lignano, 4 giorni dedicati all'istruzione. Nastro idealmente tagliato, proprio inaugurazione avvenuta per Young G7 for Education, la 4 giorni di formazione a Lignano Sabbia d'Oro, ma da oggi avremo anche noi il G7 con tutti i big, a cominciare dalla cena del Castello di Miramare e poi gli appuntamenti in Piazza Unità con oltre 100 delegati. Ma la notizia di cronaca principale, l'abbiamo data anche noi ieri nel telegiornale, poi rivedremo anche i nostri servizi, è la rotta balcanica dei cinesi, doppio colpo della procura giuliana ai passeur, stop anche al traffico degli afghani, quindi due distinti servizi, due distinte operazioni che riguardano però sempre la rotta balcanica, dall'Asia con l'aereo in Serbia e poi fino a Trieste in SUV, prima di finire schiavizzati al lavoro in vari laboratori e sartorie. Vediamo ancora nomine UE, l'ira di Meloni, questo è un titolo che troveremo un po' su tutti i giornali da diversi punti di vista. I nuovi vertici comunitari, ignorato il voto dei cittadini, dice Meloni. Poi ancora le cronache di Trieste, Papa, le piazze pronte, le colonnine blu non verranno rimosse, contrariamente a quanto si era detto in precedenza. Parc Ponte Rosso, sulla revoca Riccesi perde la causa. Ancora Muggia festeggia i suoi santi patroni con la processione. Poi qui vediamo il Palazzo delle Generali, uno dei palazzi appunto delle Generali, senza assicurazioni, nuovo nome in borsa. Palazzo Berlama a Trieste, una delle sedi generali che ha cambiato il nome del titolo in borsa, cambia la denominazione del titolo della compagnia. Vediamo ancora tra i commenti la mossa di compromesso della Premier e poi Mattarella firma e promulga la legge sull'autonomia, anche questo lo troveremo sui giornali nazionali. Poi c'è anche design, moda e arte, la mostra Gorizia, quei formidabili anni 60. E andiamo proprio sull'edizione di Gorizia e Monfalcone, che ha i titoli del tutto simili, ma c'è un approfondimento in particolare sui 5 agenti aggrediti da un detenuto alla casa circondariale di Gorizia. Poi la storia di Anna Maria, a 80 anni affronta l'esame di maturità, una storia curiosa, e poi il via al piano asfalti, sempre a Gorizia, da 2,5 milioni di euro le 17 vie interessate. E mentre vediamo in centropagina una bella fotografia di Grado, seconde case e affari, la calata degli austriaci.
a grado. Questo è l'articolo che troviamo oggi sul Piccolo nell'edizione appunto di Gorizia e Monfalcone. Andiamo a vedere ora le altre prime pagine dei quotidiani. Questa era ancora la pagina dell'ARPA Osmer. Qui siamo sul Corriere della Sera, battaglia sulle nomine UE. Come vi dicevo, oggi il Consiglio europeo, Meloni ignorano l'esito del voto, l'opposizione si rischia l'isolamento. Mattarella, non si può escludere l'Italia, autonomia, il Colle firma la legge. Viene contenuto anche in tutto questo titolo di politica, anche questo fatto insomma della firma del Colle del Presidente Mattarella sull'autonomia speciale. Allora poi ancora scelte condivise, Schlein decide a conquistare, l'intervista a Weber del Partito Popolare Europeo. Poi ancora casa occupata, la regione Salis paghi il suo debito, e questo lo troveremo anche su altri quotidiani. Vediamo ore di caos in Bolivia, il tentato golpe dei militari, poi udienza a porte chiuse, Mosca processa il cronista USA, tutto in segreto. Ancora la cronaca terribile dall'Italia, Thomas il delitto, poi un selfie sulla spiaggia, il film dell'orrore, Pescara, convalidati i fermi per questi adolescenti che sono macchiati di questo terribile omicidio. Poi ancora morto Shinpei, era intervenuto a sedare Larissa, l'imprenditore giapponese a Udine. Ancora vediamo la Repubblica, Meloni ci allontana dall'Europa, questa è la lettura di Repubblica. Consiglio europeo, la Premier furiosa perché politicamente irrilevante nella partita per le nomine chiave di Commissione e Parlamento reagisce aggredendo l'Unione Europea. Un gigante burocratico e ideologico dove prevalgono logiche di caminetto che offendono chi ha votato, dice la Premier. Mattarella, non si può prescindere da Roma. Inchiesta di fanpage su Gioventù Nazionale, svastiche e offese antisemite in chat. Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Europeo di oggi e domani non nasconde in Parlamento l'irritazione per l'intesa sui nuovi vertici UE trovata a 3 tra popolari, socialisti e liberali. Il presidente Mattarella, non si può prescindere dall'Italia, inchiesta di fanpage su Gioventù Nazionale. Vediamo appunto nello stesso titolo, negli stessi articoli. Poi ancora push in Bolivia, militari nel palazzo del governo per quanto riguarda gli esteri, ancora Auma Obama, io in piazza per il mio Kenya, classe 60, attivista e sociologa, in Kenya ha fondato una ONG per bambini. Ancora siccità in nubifragi, il paese dei 2 laghi, qui vediamo il lago di Garda a livello record per le piogge e quello di Pergusa ridotto a una semplice pozza, 2 immagini contrastanti che fanno ben vedere insomma quello che succede con il clima. L'omicidio di Pescara, il giudice, hanno ucciso Thomas per sadismo. La Stampa, l'Unione Europea non prescinda dall'Italia, anche qui il tema dell'Europa e delle nomine in primo piano. Nomine, l'appello di Mattarella, Tajani a Meloni, vota Ursula, Schlein a Bruxelles, siamo isolati. Oggi Consiglio Europeo, la Premier mai in ciuci con la sinistra, ma l'alleato ceco si schiera con von der Leyen. Poi ancora l'autonomia tra teoria e pratica, la democrazia ferita e l'elezione di Bobbio sono alcuni dei commenti che troviamo oggi sulla Stampa. Poi l'intervista al ministro Piantedosi, cambiare la legge Bossi-Fini è solo uno slogan, ma rivedremo i flussi. I diritti, se Marina Berlusconi mette in crisi la destra, e poi ancora il partito poliamoroso nel solco di papà Silvio. E poi così il re dei caporali è diventato milionario, il processo 3,01 € l'ora, questo vale il lavoro di un uomo nei terreni di Viterbo gestiti dal patron Danilo Camilli, bello e brutto tempo e quando piove i braccianti li vedi nei campi a cercare riparo sotto i sacchi di plastica neri dell'immondizia. Questo è l'articolo, l'approfondimento della Stampa. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Giorgia va nella villa
con piscina e lavori, botta e risposta. La Premier si è trasferita nella villa prima dell'atto definitivo, stufa di attendere la fine dei lavori. Per 10 mesi è stata ospite di un senatore di Fratelli d'Italia. Ho chiesto ai venditori di non usare le agevolazioni del salva casa di Salvini. Poi ancora Meloni e Schlein costrette a ingoiare il rospo Ursula. Questa è la lettura del Fatto. Ma che bipolarismo, Premier esclusa dai giochi, leader PD in imbarazzo. Duro attacco all'Unione Europea, Giorgia ancora incerta fra sì e astensione. Dem forzati a votare con Fratelli d'Italia. Il Giornale, la battaglia d'Europa, vediamo qui Meloni boccia l'intesa Unione Europea, Mattarella non si prescinda dall'Italia, la narrazione di Comodo sull'isolamento italiano, la ricostruzioni fantasiose, scrive il Giornale, sono un po' quelle che abbiamo già letto su altri quotidiani. Poi ancora ai Campi Flegrei, esercitazione antisisma, si presentano in 9, un caso curioso insomma. Poi ancora autonomia, il Colle firma, nessuna incostituzionalità. Poi ancora casa con meno burocrazia, troppi cavilli sui comuni, ecco la norma salva Milano. Vediamo ancora Libero, pignorate i conti di Ilaria Salis, continua la battaglia di Libero, l'onorevole Morosa, mozione approvata, la Lombardia avvia l'iter legale per riscuotere i 90.000 euro dovuti per la casa occupata, intanto lei debutta in Europa. E poi qui vediamo Giorgia Meloni, Giorgia alza la posta sull'Unione Europea e accusa il PD, intesa sull'Ursula bis, senza Italia il Colle si schiera col Premier. Sulle nomine la sinistra, dice Meloni, ha chiesto di non trattare con me. Vediamo ancora il Domani, nomine UE, crisi di nervi di Meloni, Mattarella prova a riparare i cocci. Oggi il Consiglio europeo, la leader tratta ancora per strappare un commissario di peso. La Premier, isolata dai big a Bruxelles, torna underdog e attacca l'Europa. Basta la logica dei caminetti. L'intemerata certifica però il suo fallimento. Il Colle fa da supplente, in Unione Europea non si può prescindere dall'Italia, dice Mattarella, e lo abbiamo già visto un po' su tutti i quotidiani. Ancora il reportage in Kenya del Domani. In Kenya e Tanzania devastate dalle alluvioni, l'Africa e le vittime innocenti del clima. Qui vediamo un'immagine emblematica. Abbiamo ancora il tempo per il Sole 24 Ore, maxi sconto del 120% per chi assume incentivi, la deduzione in vigore per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio. E poi intellettuali israeliani, il congresso USA chiuda le porte a Netanyahu, c'è naturalmente dell'opposizione interna. Allora, torniamo a leggere ancora il piccolo di Trieste e andiamo a vedere l'approfondimento sul G7 Young. A Lignano il futuro è qui, Val di Tara inaugura la kermesse dedicata all'educazione, il ministro crediamo nella scuola che valorizza i talenti, ambasciatori, consoli e sindaci a Gorizia per la Mittel Europa, una cinquantina di delegati oggi al meeting delle città transfrontaliere, 12 nazioni protagoniste dell'evento sullo sfondo di Go 2025. Il benvenuto a Miramare per la delegazione dei Big. Stasera a Trieste la cerimonia blindatissima, menù di pesce servito con ribolla gialla per il galà, non mancherà il San Daniele. Qui vediamo alcune immagini, auto del G7 a Miramare, cocktail sulla terrazza del castello, dress code previsto per i partecipanti, abito scuro, interdetti il tratto di mare antistante l'area marina protetta e quelli davanti alle rive. Questo è l'evento di questa sera che darà il via al G7, darà il via a una decina di giorni di grandi eventi a Trieste, in particolare appunto dopo il G7 istruzione ci saranno Mattarella, il presidente Mattarella e il Papa per la settimana sociale della Chiesa Cattolica e poi noi abbiamo intervistato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga proprio su questi eventi e su quelli che sono i risvolti, i riflessi insomma, che possono avere questi importanti avvenimenti sulla nostra regione. Allora rivediamo insieme l'intervista.
Un banco di prova per l'imponente macchina organizzativa, ma anche una vetrina internazionale di tutto rispetto per la città di Trieste e per l'intera regione Friuli-Venezia Giulia. Il presidente Massimiliano Fedriga commenta così il doppio appuntamento internazionale che vedrà il capoluogo regionale sotto i riflettori da domani, con l'arrivo del ministro Valditara e l'avvio dei lavori del G7 Istruzione, fino alla messa in Piazza Unità di Papa Francesco domenica 7 luglio, passando per l'arrivo in città il 3 luglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani inizia il G7, anzi questa sera Lignano il G7 Young. Domani inizia il G7 ufficiale, la prossima settimana abbiamo il Presidente della Repubblica e dopo il Santo Padre. Sicuramente sono delle giornate importanti, impegnative, ma su cui il Friuli Venezia Giulia avrà l'attenzione globale, perché il G7 e la presenza del Santo Padre ovviamente metteranno i riflettori sulla nostra regione. Penso che oltre ad avere l'onore di ospitare questi importanti eventi abbiamo anche i riflettori e dobbiamo ovviamente utilizzarli per far conoscere sempre di più il nostro territorio. Allora, queste le parole del presidente Fedriga. Torniamo alla lettura dei giornali, torniamo alla cronaca. La cronaca vi dicevamo appunto anche ieri in apertura del nostro telegiornale: doppio colpo ai passeur, la tratta silente dei cinesi e il traffico degli afghani. La polizia di frontiera e la polizia locale scoperchiano flussi ininterrotti di persone dall'Asia con l'aereo in Serbia e poi fino a Trieste in SUV prima di finire schiavizzati. E questi sono i migranti cinesi vittime di una organizzazione di loro connazionali, organizzazione criminale appunto, che li portava in Italia per poi renderli praticamente schiavi appunto in alcuni laboratori e sartorie del nord Italia, centro-nord Italia soprattutto. Afghani e pakistani poi a migliaia, e questo si sapeva meno che lungo la rotta balcanica, il confine, transitano ogni giorno anche moltissimi cinesi. Allora noi possiamo rivedere ora il nostro primo servizio proprio relativo a questa tratta. L'operazione si chiama Chinese Shuttles, 27 denunce, 9 arresti, 18 auto sequestrate per questa prima operazione. Poi vedremo anche il servizio relativo all'altro filone appunto di contrasto alla rotta balcanica, ma andiamo subito con il primo servizio di Gianluca Paladini. Una tratta di esseri umani con un flusso costante e un'imponente organizzazione finora passata sotto traccia, cittadini cinesi portati illegalmente da altri connazionali nel territorio italiano attraverso i valichi confinari fra la Slovenia e Trieste. Obiettivo: farli lavorare come schiavi in varie attività sparse sul territorio, prettamente a Prato, Milano e Venezia, ma anche in altri paesi come Spagna e Francia. L'operazione Chinese Shuttles della Polizia di Frontiera di Trieste, sotto la direzione distrettuale antimafia della Procura Giuliana, ha permesso di sgominare l'organizzazione cinese. Le indagini sono state avviate dopo l'arresto di un cittadino cinese nell'aprile scorso perché intercettato mentre trasportava 4 connazionali irregolari. I successivi approfondimenti hanno permesso di constatare l'esistenza di un flusso continuo di clandestini che, a piccoli gruppi, venivano fatti arrivare in aereo ai confini esterni di paesi europei, prevalentemente in Serbia. Da lì venivano accompagnati in auto da connazionali e attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia venivano condotti in Venezia Giulia. Da qui, nelle zone confinari di Mugge e Fernetti, i clandestini venivano presi in consegna da autisti cinesi e portati a un punto di smistamento, una vera e propria casa sicura a Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia, dove i clandestini a rotazione sostavano per qualche giorno per poi essere portati a Venezia, Prato e Milano. Durante la permanenza nella casa venivano ritirati i passaporti usati per il viaggio e rispediti in Cina per riutilizzarli. Dopo lo smistamento i clandestini diventavano dei veri e propri fantasmi destinati a un grave sfruttamento, relegati in laboratori e sartorie senza controlli sanitari e senza possibilità di muoversi liberamente fino a estinzione del debito contratto per il viaggio. Alla fine dell'attività di lavoro nero i cinesi clandestini sarebbero tornati in Cina. Gli stranieri irregolari individuati sono 77, tra cui donne e minorenni fra i 15 e i 17 anni. 9 i cinesi arrestati nel corso dell'operazione, di cui 8 sorpresi a gestire i trasferimenti illegali dal confine italo-sloveno fino alle varie destinazioni. 27 le persone denunciate in stato di libertà. Gli inquirenti hanno sequestrato in tutto 10.000 euro in contanti, 22 carte di debito e credito e 86 documenti fra carte di identità e passaporti, di cui 54 contraffatti.
fatti. 18 i veicoli sequestrati utilizzati per il trasporto dei cinesi irregolari. L'esito dell'indagine Chinese Shuttles spaventa, in quanto ha fatto emergere un flusso di ingressi continuo e invisibile, molto ben organizzato e diversissimo da quello della rotta balcanica. E andiamo a vedere proprio l'approfondimento sul giornale, poi rivedremo appunto il servizio sull'altro filone dell'indagine, anzi proprio una vera e propria altra indagine. C'è l'approfondimento però anche sul prosieguo di questa indagine. Adesso si punta a ricostruire lo sfruttamento nei laboratori, il filone investigativo aperto dalla direzione distrettuale antimafia. Qui vediamo il degrado del casolare utilizzato dall'organizzazione. Schiavi a tempo, l'umanità che gli investigatori della polizia di frontiera si sono trovati di fronte, desolante, cittadini cinesi anche minorenni privati dei documenti di identità, sfruttati a oltranza fino all'estinzione del debito contratto per il viaggio con turni di lavoro estenuanti, chiusi in laboratori, sartorie, centri massaggi, spesso luoghi di prostituzione, senza alcuna possibilità di una vita libera o semilibera e senza assistenza medica, nulla insomma se non un piccolo bagaglio con cui erano arrivati a Trieste e un giaciglio, così per alcuni anni, per essere infine rimandati in Cina e poi avanti con altre persone sottoposte alle stesse condizioni. Davvero una tratta disumana, ma ieri appunto è stata illustrata anche l'altra operazione condotta insieme alla polizia locale, che ha scoperto e arrestato anche 8 passeur. In questo caso si trattava di pakistani e bengalesi soprattutto, ma erano trafficanti di esseri umani ucraini. Le fototrappole sono state così installate nel bosco proprio per individuarli. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Li monitoravamo quando entravano dal confine sostanzialmente agricolo e imboccavano la ciclabile, si trovavano subito dietro un nostro veicolo borghese, poi uno davanti, 2 davanti, e a un certo punto venivano bloccati senza poter scappare. Insomma. Solo in un caso uno dei soggetti ha cercato di prendere un coltello, ma è stato subito neutralizzato. Insomma. Nessuno si è fatto male mai, né i migranti né il personale o i passer. Insomma. Utilizzavano la pista ciclopedonale Orlec-Trebiciano sul Carso Triestino per condurre in Italia attraverso il confine sloveno migranti di provenienza medio orientale. Li accompagnavano a piedi o in macchina. Per questo motivo 8 persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Abisso, condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Gli accertamenti sono iniziati ad aprile, durante delle verifiche sull'utilizzo della pista ciclopedonale per l'approvvigionamento di droga dalla Slovenia. Le fototrappole installate hanno invece rilevato il passaggio di migranti a piedi praticamente ogni giorno, per un totale di 500 persone circa in 15 giorni. Alla testa dei gruppi alcune persone che, alla stregua di guide, sembravano condurre i migranti verso l'abitato di Trebiciano per poi ritornare in Slovenia. Un percorso usato anche dalle automobili. Macchine straniere di grossa cilindrata che una volta fermate abbiamo visto che ogni volta portavano tra i 5 e i 7 clandestini anche nel bagagliaio, provenienti per lo più dalla Siria, da curdi di etnia turca oppure afghani e pakistani. In circa un mese sono stati arrestati 7 passeur dell'Est Europa, di cui 5 cittadini ucraini, sorpresi a trasportare decine di migranti, tra cui anche diversi minori. A inizio giugno è stato arrestato anche un cittadino originario del Pakistan, mentre era in testa un gruppo di 16 persone a piedi di nazionalità nepalese, bengalese e pakistana. Sono stati sequestrati sia i veicoli che i cellulari in uso ai passeur. Durante le indagini è stato accertato che la cifra pagata per il trasporto variava dai 6.000 agli 8.000 euro a testa. Questa è appunto l'operazione della Polizia Locale e ora ci colleghiamo proprio con la Polizia Locale per parlare invece del traffico in città, ma anche di tutto quello che ci aspetta in questi giorni, e non è poco, tra G7, arrivo del Presidente della Repubblica, del Papa, insomma ne avremo di che parlare. E intanto cominciamo subito con il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno.
Sì, buongiorno Bucarelli a lei, a tutti i telespettatori. Sì, ne avremo per tutti i gusti, diciamo, una concentrazione non da poco in poco tempo. Ma iniziamo intanto a parlare di Moli. La notte appena trascorsa un incidente, niente di grave, altri interventi di routine. Invece 4 pattuglie impiegate in tutta la notte per gli sgombri relativi ai G7. Ricordo ancora ai cittadini, ma ormai siamo alla fine, diciamo, delle operazioni, tutti i divieti sulle vie Cadorna, Diaz, sulle rive esterne, interne e quant'altro. Bivio di Miramare che da oggi a mezzogiorno verrà chiuso, ricordo, nel tratto compreso tra i Veli Miramare e il castello, anche là tutto libero, in quanto ci sarà una cerimonia anche in quella zona. Da domani alle 7 ci sarà la chiusura delle rive nel tratto compreso tra Piazza Tomaseo e Piazza Venezia, praticamente, che verrà bypassata nella parte più a monte. Dalle 9 di sabato inoltre sarà chiuso anche il transito, diciamo, da Piazza Tomaseo verso Corso Italia nel tratto compreso tra le vie Canal Piccolo e Piazza della Borsa fino all'intersezione con la via Roma. Per quanto riguarda i passaggi pedonali potrebbero esserci delle limitazioni, al momento non è ben chiaro, probabilmente a seconda delle esigenze eventualmente potrebbero essere deviati anche i pedoni. Nella zona di Piazza Unità ricordiamo che ci sono state anche degli obblighi nei confronti dei pubblici esercizi. Per quanto riguarda i Deors sono stati tolti in zona Via del Teatro, Piazza Unità, addirittura un paio di pubblici esercizi sono obbligati anche alla chiusura, ma questo è così come notizia. Speriamo vada tutto bene, l'impianto è molto ben organizzato, sembra, anche a livello interforze. Per il resto della giornata non abbiamo altre particolari cose da dire, il traffico al momento è tranquillo, la giornata si presenta anche dal punto di vista meteo migliore di quelli dei giorni passati, speriamo bene. Bene, speriamo bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi, insomma ne avremo tutti bisogno, grazie. Grazie. Saluto a tutti. Grazie, un saluto. Allora, noi andiamo avanti e leggiamo ancora un po' i giornali e andiamo nuovamente sul Corriere della Sera per vedere i temi nazionali e europei. In questo caso Meloni, l'Unione Europea ignora il voto dei cittadini, il sostegno del Colle. Nessun inciucio con la sinistra, il Presidente non si prescinde dall'Italia. Poi ancora, sempre sul Corriere della Sera, vediamo se riusciamo ad avanzare ancora con la pagina, eccola qui, la cena delle verità, tutte le opzioni della leader, astensione o chiedere il voto su ogni singola carica. Oggi il Consiglio europeo, difficile il sì del governo italiano. Questa è la giornata importante che ci aspetta in Europa. Le opposizioni alzano il tiro, così l'Italia rischia l'isolamento, le stoccate contro la Premier, Conte, Meloni o incoerente o ininfluente, PD sfida sulla sanità. E qui vediamo un'immagine di Elly Schlein. Io più avanti di Elly? No, semmai di La Russa, ma quell'idea del PDS era un'altra cosa. Parla Occhetto, no all'abolizione del ballottaggio. Ancora Weber, le scelte sui vertici dell'Unione Europea, dal voto il mandato al PPE, Roma sia coinvolta nelle scelte, la leader PD dica conquista, il capogruppo dei Popolari, intesa con i maggiori partiti per la stabilità. Pignorate i conti, scontro in Lombardia sulla mozione anti-Salis, sia al testo di Fratelli d'Italia sulle occupazioni abusive. AVS ridicolo, AVS è appunto il partito con cui è stata eletta al Parlamento europeo Ilaria Salis. La chiamata tra Bossi e Grimoldi, quasi espulso, invece questo per quanto riguarda la Lega. Autonomia, Mattarella promulga la legge, la Lega esulta, la sinistra studia le mosse, il
sì al DDL Calderoli a 6 giorni dall'approvazione alla Camera. Salvini, opportunità per tutta l'Italia. I dubbi di Bersani, l'ex segretario PD, ci tocca richiamare Garibaldi così si rischia un paese arlecchino. Dalle regioni Zaia del Veneto una data storica e Fontana Lombardia smentite le bugie. Il testo della Costituzione viene modificato, a chi spetta stabilire i LEP e il loro valore, dalla salute allo sport, i prossimi passi sui trasferimenti. Ancora sempre sul Corriere della Sera, in primo piano la guerra in Europa, bombe a tappeto e città rase al suolo. Ora l'armata colpisce con più rabbia. La strategia di Putin su un territorio devastato, ma all'Ucraina stanno arrivando nuove armi. Sempre sul Corriere della Sera andiamo avanti, la pedina Gershkovich nella gabbia di vetro dei russi, via al processo a porte chiuse. Il giornalismo non è reato. Accusa di spionaggio per il reporter del Washington Post. Il Cremlino vuole scambiarlo. Si celebrerà questo processo solo alla presenza dei suoi legali. Andiamo a vedere Trump e Biden, niente pubblico né appunti. Biden-Trump la prima sfida, stanotte il dibattito, il presidente dovrà mettere a tacere i dubbi sulla sua salute. Al candidato pro-Israele le primarie Dem di New York, questa è la sfida. Poi ancora andiamo a vedere Philippe, il sindaco ed ex premier, dopo il voto sogno una grande coalizione. Qui, vediamo appunto l'ex primo ministro francese Édouard Philippe in una città portuale dell'Occitania per un evento elettorale. Ci sono appunto le elezioni in Francia. Bolivia, ore di paura e caos, il tentato golpe dei militari blindati nella sede del governo, il presidente nomina un nuovo capo dell'esercito e la rivolta rientra. Allora, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, riprenderemo con le notizie di cronaca di Trieste fra pochissimo. Bentornati in diretta, 7:35, allora riprendiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo già parlato del G7 che inizia proprio oggi a Trieste con l'anticipazione di ieri a Lignano, ma vediamo anche la settimana sociale dei cattolici. Ecco le piazze per il Pontefice, prosegue l'arredo degli spazi fra palchi e gazebo che ospiteranno eventi e fedeli, dibattiti fra Ortis, Ponte Rosso, Verdi e Borsa. A Sant'Antonio il campo da Baskin. Tra 10 giorni, domenica 7 luglio, oltre 8.000 fedeli si riuniranno in preghiera in Piazza Unità, dove 6 imponenti torri amplificheranno la messa presieduta da Papa Francesco su un palco di 60 metri. Tutti i passi sono esauriti da tempo, l'entrata alla piazza sarà blindata e sorvegliatissima, ma coloro che non sono riusciti a prenotare un posto a sedere potranno comunque partecipare riunendosi nelle piazze della democrazia: Piazza Ortis, Verdi, Ponte Rosso, Borsa, Museo Sartorio, Casa della Musica, Teatro della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e così via. Insomma, ci sono tutte le informazioni pratiche. Poi ancora la curiosità, alla fine i funghi con le lucette blu restano al loro posto. Ancora vediamo, sempre sul piccolo, il quarto mandato di Franco De Grassi alla guida dell'IRCI ha posto come condizione che non ci fossero cambiamenti nell'organico direttivo, il ruolo attivo a fianco della Regione, la rielezione all'unanimità dall'Assemblea dei soci. Qui vediamo Franco De Grassi. Parità di genere e lavoro in Regione, dati migliori, ma il gap è ancora alto. L'incontro di Confcommercio. Andiamo ancora avanti, sempre alla lettura del piccolo. Nel giardino dell'Istituto Masic si coltiva l'interculturalità. I bambini della materna e i minori stranieri dello Slovensky Dialski Dom ridisegnano i nuovi spazi pensati per formare addetti alla cura del verde. Ancora andiamo a vedere i nuovi stalli per ciclomotori contro le auto in sosta selvaggia in piazzetta Santa Lucia, via San Spiridione e altre zone, quindi nuovi parcheggi per moto e scooter realizzati in città nelle scorse settimane. Gli ultimi stalli in ordine di tempo sono stati creati in piazzetta Santa Lucia a pochi metri da piazza Ortis e in via San Spiridione nello slargo accanto al canale. Prima ancora nuove soste erano state introdotte in via Carducci e via Conti.
Bombi. Poi ancora vediamo sulla revoca del Park Ponte Rosso, Riccesi perde in Consiglio di Stato. Palazzo Spada dice no al risarcimento, legittimo il provvedimento del Comune, sono passati ormai 25 anni. L'ultimo atto del contenzioso fra l'imprenditore edile e il Comune. Una storia cominciata ancora con il sindaco Illy, è passata per Di Piazza e Cosolini. Vediamo ancora i dati, torniamo a parlare di rotta balcanica perché ieri sono stati presentati i dati sulle migrazioni, più di 16.000 migranti arrivati in città nel 2023, dato in crescita del 22%, aumentano le famiglie. I dati delle associazioni che assistono la rotta balcanica, per la prefettura i rintracci sono 11.000, di molti altri non resta proprio traccia. La maggior parte dei profughi risulta in transito e intende ripartire alla volta di altri paesi europei. Sul territorio 1.173 persone accolte, numeri insufficienti. I nuclei interi sono 381, le donne solo 158. Andiamo a vedere il servizio su questo rapporto proprio annuale riguardo la situazione delle persone migranti dalla rotta balcanica nella nostra città. Sono principalmente 3 le direttrici che il Comune di Trieste dovrebbe seguire in maniera urgente e serrata per gestire l'accoglienza dei migranti a Trieste. Questo secondo le 6 organizzazioni che anche quest'anno hanno redatto e presentato il rapporto sulla situazione e i bisogni delle persone migranti in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. A fronte di una sostanziale stabilità del flusso migratorio, nel documento viene espressamente richiamato il ruolo del Comune con la necessità della predisposizione di un piano per l'assistenza umanitaria e il ricovero temporaneo, la velocità nei trasferimenti, una gestione d'accoglienza che garantisca libertà alle persone, promuovendo l'inclusione sociale ed eviti la ghettizzazione. Quello che abbiamo monitorato e a cui abbiamo assistito in questo periodo è fondamentalmente una stabilità del flusso migratorio. Ciò che verifichiamo è un aumento dei profili vulnerabili, ma al contempo una poca assistenza da parte istituzionale di questi soggetti, quindi una difficoltà a inserire in accoglienza queste persone. Questi i dati elaborati nel documento. Nel 2023 le persone incontrate nell'area della stazione che hanno ricevuto assistenza dalla rete delle associazioni sono state 16.052, nel 2022 erano 13.127. I mesi dove i flussi si fanno più intensi sono quelli estivi. La stragrande maggioranza delle persone proviene dall'Afghanistan, circa il 69% del totale. Nel 96% dei casi si tratta di uomini, nel 76% dei casi di adulti. 1 su 3 è considerato un profilo vulnerabile. Il presidente di CS Gianfranco Schiavone, nel commentare i numeri del report, è piuttosto severo nei confronti delle scelte dell'amministrazione pubblica. Trieste sono ospitati circa 1200 persone, quasi la stragrande maggioranza sono richiedenti asilo, i rifugiati riconosciuti che vivono nelle strutture appunto di accoglienza sono poco più di un centinaio, ma non perché abbiamo pochi riconoscimenti, sia ben chiaro, ma al contrario, perché per mancanza di posti di accoglienza per i rifugiati siamo costretti a trasferire molti rifugiati fuori Trieste. Insomma, questa città veramente è suicida con se stessa, veramente. C'è una sorta di pulsione di morte, no? che sembra invadere questo territorio, questa volontà di non crescere, di non lasciarsi andare al piccolo piacere quotidiano, no? Il negozietto, la grande sceneggiata in Piazza Unità, eccetera, dietro la quale non c'è nessuna visione di futuro. Allora, andiamo avanti a leggere il giornale, torniamo sulle posizioni degli universitari sul Medio Oriente, vengono analizzate in questo articolo. Serve il dialogo, dicono gli studenti, la linea filo-palestinese è più tiepida e più articolata rispetto agli altri atenei, il testo del Consiglio degli studenti. Ancora andiamo a vedere il Triestino Post a Rotterdam con la birra prodotta in porto, poi ieri c'è stata la celebrazione, Muggia festeggia i suoi santi patroni Giovanni e Paolo portati in processione, messa celebrata in Duomo e poi il corteo da Piazza Marconi, donde stradi, momento di comunità per vivere relazioni. Piazza di Aurisina, fra lavori e polemiche, mozioni e interpellanze dell'opposizione. L'ex sindaca Pallotta chiede ristori per i negozi e il capogruppo Romita spinge per rivitalizzare il commercio messo in difficoltà. Le aperture del sindaco Gabrovec, stanno procedendo i lavori in piazza, nella nuova piazza di Aurisina.
la nuova pavimentazione, le transenne, la parte ancora da realizzare, la vediamo qui in questa fotografia. Poi ancora invece sempre a Duino Aurisina in aula l'assestamento e le tariffe della Tari. Andiamo a vedere ancora che ieri si è parlato di intelligenza artificiale, fra pericoli, limiti e opportunità. Il contatto umano fa sempre la differenza, un tema che abbiamo affrontato anche noi con un nostro servizio, intervistando anche alcuni dei protagonisti, quali possono essere gli usi e gli effetti dell'intelligenza artificiale in precisi ambiti della vita di ogni giorno. Se ne è parlato in una tavola rotonda organizzata dall'Associazione Culturale Studium Fidei assieme all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, partendo proprio dalla Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Rivediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Non vogliamo mettere paletti, ma indicare un'etica per gli algoritmi, indirizzata al bene comune. L'ho detto oggi Monsignor Ettore Mannati, teologo, già vicario episcopale, ricordando gli obiettivi della Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Si tratta di richiamare questa dimensione etica a monte dell'intelligenza artificiale, cioè nella creazione degli algoritmi. È l'algoritmo poi che porta avanti il discorso coadiuvante dell'intelligenza umana, del lavoro umano. Le finalità del documento sono state ribadite oggi a Trieste dai componenti del comitato che si è occupato della stesura del testo, promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei, avvocati, medici, docenti, imprenditori e giornalisti. Nei vari articoli si affronta la necessità di tutelare il mondo del lavoro, delle aziende, della sanità, ma anche quella di una formazione specifica sull'argomento. I sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più complessi e sviluppati, quindi discernere ciò che è reale da quello che è virtuale non è semplice effettivamente e non lo sarà sempre di più. Un focus in particolare è stato dedicato anche ai diritti d'autore. Servono norme per salvaguardarlo, ha sottolineato Andrea Bulgarelli, componente del comitato di coordinamento FVG di Figec Cisal. È fondamentale tutelare le opere affinché non siano rubate dal web, come può accadere ad esempio per articoli o video. Video, servizi giornalistici, televisivi o sulla carta stampata o sul web vanno con delle norme appropriate, tutelati e giustamente pagati. E l'intelligenza artificiale attraverso l'algoritmo non può rubare, fra virgolette, il nostro prodotto. In sanità l'intelligenza artificiale sta entrando a gran voce, non solo nella parte della ricerca, l'acquisizione di dati sappiamo che è una delle grandi potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma anche proprio nell'utilizzo della singola persona. Noi sappiamo che esistono alcuni device, come per esempio quelli che controllano la glicemia, che sono molto utili per i pazienti diabetici. Attenzione però a non pensare che l'intelligenza artificiale si possa sostituire a quella che è la relazione fra medico e paziente. Nell'incontro è stato anche evidenziato come l'intelligenza artificiale rappresenti una nuova frontiera del progresso umano, con il potenziale di migliorare significativamente la nostra vita quotidiana. Tuttavia, la realizzazione di questo potenziale richiede un approccio che consideri gli impatti etici, regolatori, sociali ed economici dell'intelligenza artificiale. Allora, torniamo sul piccolo, nelle pagine regionali c'è l'approfondimento sul terribile fatto di Udine, l'imprenditore appunto di origine giapponese Shinpei Tominaga aveva 56 anni e è stato ucciso perché ha tentato insomma di sedare una rissa. Non volevo fargli male, la versione del ragazzo che ha sferrato il pugno. Venerdì è stata fissata l'autopsia sul corpo dell'imprenditore giapponese. Ho tirato io il pugno, ma non avrei mai pensato una cosa del genere, non volevo fargli male, dice Samuele Battistella, 19 anni, nato e residente a Vittorio Veneto, in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ha lasciato dichiarazioni spontanee contro il consiglio del suo legale davanti al GIP del Tribunale di Udine, Carlotta Silva. Continuiamo a lavorare per accertare le responsabilità di tutti i soggetti che sono coinvolti, dice il procuratore capo di Udine Massimo Lia.
Andiamo ancora a vedere sempre nelle pagine regionali, Marzi è il nuovo presidente del consorzio TPL Friuli Venezia Giulia, trasporto pubblico locale, la presidenza di TPL FVG Scarli, il consorzio che gestisce su scala regionale il trasporto pubblico locale, ritorna a Trieste. L'assemblea dei soci ha indicato Maurizio Marzi Wildauer, presidente in carica della Trieste Trasporti, in sostituzione del goriziano Bruno Pascoli, che fu nominato nel novembre 21 dopo la morte di Pier Giorgio Lucarini. Il CDA del consorzio, costituito nel 20 dalle 4 aziende di trasporto provinciali, era in scadenza. Questa quindi la notizia. Si parla del Partito Democratico, il PD costruisca ora il progetto per le prossime sfide elettorali, il monito della segretaria Friuli Venezia Giulia Conti, che avremo ospite in studio non fra poco ma dalle 9 alle 10 e ne parleremo con lei. Il presidente Lenarduzzi, concreti come gli amministratori locali, dicono appunto segretaria e presidente del PD in regione. Intanto una curiosità, insomma, Serracchiani torna in ospedale dopo la caduta, incidente in monopattino esattamente un anno fa a Lignano Pineta, la caduta da un monopattino e la distorsione al ginocchio. Ora, considerati gli strascichi che le aveva lasciato, il ricovero in ospedale, e la stessa deputata PD Deborah Serracchiani a documentarlo attraverso un post su Facebook con tanto di foto da un letto di Cattinara. Da oggi e per un paio di settimane sarò in formato mummia, scrive scherzandoci sopra. Quella caduta ha lasciato un ricordo che non voleva andarsene, così ha dovuto pensarci l'ortopedico. Allora andiamo a vedere ancora altre notizie. Liste d'attesa, si torna a parlare di sanità, la riunione a Villa Manin, la Commissione Salute della Conferenza, le competenze su sanzioni e vigilanza non siano prerogativa del Ministero. Questo è il confronto. Poi ancora invece piano amianto in Consiglio e c'è il caso della rete idrica, discusso in aula il nuovo provvedimento sullo smaltimento. Nel 2024 sono raddoppiate le richieste da parte delle imprese. Ci sono oltre 2.800 km di tubature in fibrocemento sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Ancora fine vita dal PD a Gibelli, quindi davvero trasversale, pieno sostegno a Martina, supporto alla donna malata di sclerosi multipla dopo il nuovo appello lanciato davanti al Palazzo del Consiglio della Regione. Anche il patto con lei. Io sto con Oppelli, senza se e senza mai, non è questione di laici o credenti, dice l'ex assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Quindi questo nuovo appello di Martina Oppelli è stato raccolto da molte parti politiche, molti rappresentanti della politica di ogni schieramento. Andiamo rapidamente alle pagine di Gorizia, eccole. Allora qui siamo all'economia, ancora un attimo di pazienza, eccola qui. Allora la mappa delle vie interessate dai cantieri l'abbiamo visto nella prima pagina, maxi piano asfaltatura, investiti 2,5 milioni per rifare 17 strade a Gorizia. E poi ancora la notizia di cronaca che vi abbiamo dato anche noi ieri, tensione al carcere di via Barzellini a Gorizia, detenuto aggredisce 5 agenti, prognosi da 10 a 35 giorni. La denuncia del SAP, protagonista una persona con problemi psichici, ma anche altri sindacati sono intervenuti sul tema denunciando il lavoro al carcere di Gorizia decisamente sotto organico. Ma rivediamo insieme il nostro servizio. 5 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri da un detenuto all'interno del carcere di Gorizia. A un ispettore capo superiore è stata diagnosticata una frattura al gomito e varie contusioni con prognosi superiore ai 35 giorni. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Lo denunciano i sindacati di categoria del Friuli Venezia Giulia, tra cui SAP, FNS, CISL e WILPA. Il tutto sarebbe iniziato quando un detenuto affetto da patologie psichiatriche con un gesto inconsulto ha violentemente aggredito l'agente di servizio nel reparto, il quale ha prontamente azionato l'allarme facendo accorrere i colleghi. Il detenuto li ha colpiti con un piede della scrivania che nel frattempo aveva smontato e solo grazie alla prontezza dei riflessi degli agenti e all'arrivo di altri colleghi, secondo la ricostruzione dei sindacati, non si sono avute conseguenze più gravi. Il detenuto in questione, la cui gestione è particolarmente complicata, spesso viene spostato da istituto a istituto. Con la
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la denuncia dei sindacati, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza si sono rivelate insufficienti e inadeguate sotto il profilo concettuale, strutturale e quantitativo, specie in relazione alle cosiddette infermità sopravvenute che non trovano di fatto una compiuta tutela sanitaria. Circa la casa circondariale di via Barzellini a Gorizia, le sigle rilevano che in servizio c'è un quarto del personale rispetto alla pianta organica. Nel distretto penitenziario del Triveneto nel primo quadrimestre del 2024 sono stati registrati 257 resistenze e ingiurie, 14 proteste collettive rumorose con battitura, 13 rifiuti di rientro in cella, 101 i poliziotti feriti con prognosi fino a 7 giorni, 3 dei quali con prognosi di oltre 20 giorni. Queste le notizie da Gorizia. Restiamo a Gorizia per una bella storia invece, la storia di una signora ottantenne che sta facendo l'esame di maturità. Esame di maturità a 80 anni, imparare non fa mai male. Anna Maria Sessi ieri ha affrontato l'orale al corso serale sociosanitario del Cossar Da Vinci. Ho iniziato per gioco, la conoscenza rende liberi e magari ora mi iscrivo anche all'università. Imparare qualcosa di nuovo non fa mai male. 3 anni fa Anna Maria Sessi è tornata sui banchi di scuola per gioco e ieri ha sostenuto l'orale della maturità attorniata da fotografi e giornalisti. Una star, le dice con tono amichevole la professoressa Rositucci, presidente della commissione d'esame. Insomma, una bella storia che si inserisce nelle tante degli esami di maturità che si stanno svolgendo proprio in questi giorni, anche qui a Trieste, naturalmente un po' in tutta Italia. Il vertice poi sempre per quanto riguarda Gorizia, rissa in piscina e rischio baby gang, il sindaco incontra questore e prefetto. Rapidamente a Monfalcone per vedere le notizie appunto di quella città. Allora vediamo se riusciamo a trovare la pagina, ancora un attimo. Qui c'è Grado, dal vecchio castelletto dove dormì Pirandello a un futuro di alto livello sulla scia di Vienna, la calata su Grado degli austriaci fra seconde case e investimenti top. Lo storico legame con i turisti d'oltralpe di lingua tedesca si va fortificando. Un acquisto straniero su 2 viene proprio da qui. Andiamo sulla pagina invece di Trieste per vedere che ieri c'è stata anche la celebrazione dei 250 anni della Guardia di Finanza sul Colle di San Giusto con una cerimonia. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha celebrato il 250° anniversario della fondazione del corpo. La cerimonia presieduta dal comandante regionale generale di divisione Giovanni Avitabile si è tenuta davanti al monumento ai caduti del Colle di San Giusto, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle rappresentanze dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia e delle associazioni combattentistiche ed Arma. Rivediamo insieme il nostro servizio. 68 evasori totali, molti dei quali operanti su piattaforme di commercio elettronico e 105 lavoratori in nero o irregolari individuati in poco meno di 1 anno e mezzo. Sono solo 2 dei dati più significativi sull'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trieste per tutto il 2023 e fino a maggio di quest'anno. Il bilancio è emerso nel corso della celebrazione con una cerimonia sul Colle di San Giusto dei 250 anni delle Fiamme Gialle. E riguardano essenzialmente il nostro contrasto all'evasione fiscale, che è un nostro obiettivo prioritario. Ovviamente in questo contesto si innesca anche il contrasto al fenomeno del lavoro nero, che anche in questa regione, per quanto molto virtuosa, ha dato qualche risultato. L'altro aspetto rilevante che riguarda proprio la connotazione geografica di questo territorio, cioè il fatto di essere al centro di rotte commerciali importantissime, è la nostra azione di contrasto ai traffici illeciti che facciamo alle frontiere, facciamo al porto, facciamo all'aeroporto, che ci ha dato la possibilità di individuare e intercettare grandi quantità di merci contraffatte, di sostanze stupefacenti, di oli minerali di contrabbando. La Guardia di Finanza ovviamente è un corpo fondamentale per garantire la legalità, penso alle importanti operazioni che fa nel contrasto al traffico di droga o a merci contraffatte. Questo vuol dire anche garantire sviluppo.
Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 617 quintali di tabacchi e 740 kg di droga, scoperti 11 casi di evasione fiscale internazionale e frodi fiscali per un valore di 164 milioni di euro, illecite movimentazioni di valuta per 5 milioni e mezzo, senza contare l'attività delle fiamme gialle ai confini dopo la sospensione di Schengen. La Guardia di Finanza concorre con una consistente aliquota insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per garantire l'impermeabilità delle frontiere dall'ingresso di non solo clandestini o persone che non abbiano titolo a stare nel nostro territorio, ma soprattutto persone pericolose per la nostra sicurezza. Allora, queste le notizie dalla Guardia di Finanza regionale, quindi i risultati ottenuti. Ancora il tempo per dare uno sguardo alla pagina di Monfalcone del Piccolo. Coop a caccia di acquirenti per Piazza Cavour e Via Colombo. La società tiene comunque aperte più opzioni per i due siti. L'urgenza per Alleanza 3.0 e al momento il Silos di Trieste. Quindi questo è il riflesso anche triestino che abbiamo a Monfalcone. L'ex supermercato del centro è oggetto di un intervento di manutenzione ordinaria proprio in questi giorni, di 10 anni la durata del piano attuativo approvato nel 2023, che interessa l'area dove resta in attività solo Happy Casa. Il comune in pressing, sono due zone strategiche, dice l'assessore al commercio Luca Fasan, che si è confrontato con il colosso nazionale. Sul tavolo esigenze dei residenti anziani e riqualificazione urbana. A metà degli anni '80 il discount storico di Monfalcone era il leader della cooperativa con 20.000 clienti. Ancora il piano del comune, tirocini per donne e giovani disoccupati, nuovo bando pronto, tra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana. Nel 2023 in totale le posizioni aperte sono state 30. E poi ancora l'operaio morto a Mestre, 2 ore di sciopero alla fine dei turni site anche a Monfalcone, indetto dalla USB. Qui la SPA occupa 200 addetti, si parla della vittima Islam Mia, l'operaio di origine bengalese morto a Marghera. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo sarà con noi in studio la vicepresidente della 6ª circoscrizione di Forza Italia, Barbara Odorico. A fra poco. Bentornati in diretta, sono le 8.04, abbiamo ospite in studio la vicepresidente di Forza Italia della 6ª circoscrizione cittadina, Barbara Odorico, bentornata nei nostri studi. Grazie a tutti, grazie, buongiorno a tutti quanti. Grazie di essere qui. Allora, cominciamo subito da un evento culturale, perché è davvero una bella iniziativa che avete avuto insieme al consigliere, sempre di Forza Italia, Paolo Silvari, della 5ª circoscrizione, Atmosfere letterarie. Coinvolge più circoscrizioni, per l'esattezza non voglio prendermi i meriti che non ho, l'ideatore è proprio il consigliere Paolo Silvari, quindi è lui che mi ha contattato per espandere poi la sua creatura, chiamiamola così, che ormai credo che sia la 3ª edizione nella sua circoscrizione. E quindi quando me ne ha parlato sono stata assolutamente felice di sposare la sua iniziativa. Chiaramente il nostro consiglio di circoscrizione, il presidente, erano tutti quanti favorevoli, perché quando si riesce a fare qualcosa per i cittadini di così bello è sicuramente diciamo trasversalmente accettato e ben voluto. Quindi assolutamente è stata un'iniziativa che abbiamo accolto e sposato, e speriamo che venga accolta positivamente dai nostri cittadini. La cosa così diversa dal resto delle atmosfere letterarie che si svolge a San Giacomo, a Borgo San Sergio, in verità è che noi utilizzeremo anzi la sede della nostra circoscrizione, quella in Rotonda del Boschetto 6, quindi insomma apriamo il nostro consiglio per ospitare questo evento, quindi speriamo anche così di
avvicinare un po' i cittadini a quello che è la nostra circoscrizione, certo. La nostra vita, la nostra piccola politica, ecco, chiamiamola così. Ecco. Noi cominciamo il 15 luglio, poi insomma sono vari appuntamenti quasi cadenzati, 15 luglio, 18 luglio, 22, 29, poi ci sono alcune date in agosto e concludiamo con 2 date a settembre. Troverete comunque gli appuntamenti un po' ovunque sulle nostre pagine, sulle pagine dei consiglieri della circoscrizione, insomma cercheremo di condividerle. So che oggi anche il Piccolo ne ha fatto cenno, quindi c'è proprio un articolo oggi nella pagina delle culture, atmosfere letterarie tra San Giovanni, Borgo San Sergio, San Giacomo, insomma ci sono tutti i quartieri. No, la cosa che mi preme da sottolineare è anche che oggi comincia con il primo appuntamento la 7ª circoscrizione. Il primo appuntamento, loro ospitano questo evento nella sede del Motoclub in piazza 25 aprile, quindi a Borgo San Sergio. Tutto si svolge alle 18:30, quindi comunque un'ora così abbastanza agile, poi uno può andare tranquillamente a cena fuori. Oggi hanno questo incontro con un'associazione che anche noi ospiteremo nella data del 22 di luglio, l'associazione Anvolt. È abbastanza anche interessante come tipo di riunione, quindi sapete che ce l'avete oggi in settima, ma in sesta sarà un po' più avanti. Ci sono 2 dottoresse che avranno così modo di interloquire e parlare su un tema piuttosto interessante, perché siamo sani, con consapevolezza riscopriamo il piacere di mangiare, quindi insomma è comunque è un tema d'attualità sicuramente molto interessante, quindi non soltanto letteratura in senso stretto, ma proprio cultura in generale. Sì, in generale diciamo che c'è un po' di tutto. Noi abbiamo alcuni libri, abbiamo anche una serata horror dove c'è la presentazione di 2 libri tema horror, e poi c'è un libro sull'Elio Luttazzi, sulla piccola Parigi, che è la zona vicino proprio la sede della nostra circoscrizione. Affascinante da scoprire. Assolutamente, assolutamente sì, mentre magari nelle altre circoscrizioni so che hanno fatto anche degli appuntamenti sull'educazione finanziaria in settima, c'è altri incontri su vari libri, quindi devo dire anche tra l'altro la sede del Motoclub il 4 luglio fanno anche un incontro sull'educazione stradale, ecco, quindi anche veramente un ricchi appuntamenti per la cittadinanza. Non sono in Piazza Unità questa volta, ecco, sono nel cuore della nostra città, quindi Rioni, e ne siamo assolutamente molto, molto contenti. Valorizziamo i Rioni assolutamente, quindi per tutta l'estate in sostanza, fino a settembre. Sì, assolutamente sì, perché poi più o meno dopo qualcuno c'ha tra luglio e agosto, qualcosa a settembre, quindi effettivamente ne avete da scegliere. Ci sono tanti appuntamenti, quindi appunto consigliamo di informarsi sul programma per vedere quali sono i temi più interessanti, insomma, per le varie persone, e poi scegliere appunto. Come sempre sicuramente nei siti della circoscrizione verrà data pubblicità di questo. Potete come sempre scrivere ai vari consiglieri via mail, contattarci, io sono sempre ben felice di interloquire con i cittadini. Ricordo, già che sono la mia mail, che come tutte le mail di riferimento del comune fa nome e cognome e comune, quindi barbara.dorico@comune.trieste.it. Perfetto, quindi è semplice da trovare. Allora, ci scrivono alcuni telespettatori, ma c'è anche la telefonata in arrivo, allora sentiamola subito, poi leggo un paio di mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno signora, può abbassare gentilmente il volume della televisione così ci riusciamo a sentire attraverso il telefono. Vediamo se ce la facciamo a dialogare con la signora. Buongiorno. Niente. No, riesce a sentirci attraverso il telefono, signora?
Sì, pronto? Sì, buongiorno, dovrebbe abbassare il volume della televisione, altrimenti ha un ritardo e non riesce a dialogare con noi. Vediamo se riesce. Allora, vediamo se riusciamo a far capire alla signora che cosa deve fare. Perché ci sono un paio di differenza e che quindi uno poi non si riesce possono creare confusione, non si capisce se si sta parlando in diretta oppure se non si è ancora arrivati, non c'è stato ancora il passaggio, no? Il passaggio alla diretta. Allora, buona giornata, ci scrive un telespettatore ben abituato a dialogare con noi, Claudio Visentin. Buona giornata anche a lei, Claudio, naturalmente. Alla dottoressa Laura, la consigliera Barbara, che da poco ha festeggiato gli anni, è vero, auguri allora. Grazie di avermelo ricordato. Grazie, molto gentile. Sempre bellissima e giovanissima. Sono Claudio Visentin e faccio un applauso allegando una foto che poi faremo vedere tramite questa rubrica televisiva molto seguita al buon lavoro del presidente della Trieste Trasporti Maurizio Marzi, che è stato nominato nuovo presidente del consorzio TPL Friuli Venezia Giulia, il CDA del consorzio costituito nel 2020 dalle 4 aziende di trasporto provinciali. Infatti abbiamo letto poco fa la notizia sul giornale. Trieste Trasporti, APT Gorizia, Riva Udine e ATAP Pordenone, che era appunto in scadenza. Segno del buon lavoro, dice Claudio, del presidente Maurizio Marzi. I triestini sono grati al sistema Trieste Trasporti che funziona bene. Buon lavoro presidente, e anche alla consigliera Barbara e a Tele4. Grazie Claudio. Grazie. Per questa mail. Poi ancora molto cortese e attento, è vero, molto attento alle notizie d'attualità. Ci pungola comunque nel modo corretto anche quando deve dirci le cose. In questo caso certamente era più una mail di saluto e di riconoscimento anche al lavoro fatto da Trieste Trasporti. Però insomma devo dire che anche quando ci deve sollecitare nelle cose lo fa sempre con molta educazione, e questo è molto bello. Non è sempre così. Non è sempre scontato e lo ringraziamo sempre per questo. Allora, intanto ci scrive Rocco, volevo farghe gli auguri al maestro Pilat, che evidentemente fa gli anni più o meno anche lui negli stessi giorni, che in sti giorni che ha fatto il compleanno, e dopo se lo volete, se lo vedete, potete chiedergli se gentilmente potrebbe scrivere una melodia, una canzone sui turisti che viene qua a Trieste, che ne blocca tutti i parcheggi, che va a dormire in bed and breakfast. Grazie mille e buongiorno. Insomma, questa è la richiesta specifica da Rocco, che salutiamo, e gireremo questa richiesta al maestro Pilat. Non so, diciamo che forse dovremmo imparare un po' di più a usare i mezzi pubblici, magari sollecitare la Trieste Trasporti a fare gli orari, anche se ha fatto l'on demand, ma diciamo che il proseguo da una certa ora in poi con corse un po' più ravvicinate aiuterebbe anche noi cittadini a utilizzare di più l'autobus, che non siamo abituati a utilizzare. È vero, questo è vero, sempre riallacciandoci a quello che diceva prima invece di Trieste Trasporti, signor Claudio Visentin, ma questo fatto del grande sviluppo del turismo in città sta avendo naturalmente dei riflessi molto positivi sulla città. C'è anche qualche mugugno, no? Naturalmente. È normale, come tutte le grandi città si ritrovano ad avere, insomma, cioè, io conosco quello che è la realtà di Roma, di Firenze, perché insomma ho comunque varie conoscenze in quelle due città e chiaramente alla fine i cittadini quasi si riversano più a vivere nella periferia, perché il centro diventa più un qualcosa che viene vissuto più dai turisti, ma ci sta, nel senso che comunque è bello vedere la città piena di vita. Cioè, io ricordo quando ero ragazza, o anche, insomma, basta pensare a 10 anni fa, non serve andare tanto in là, cioè, passeggiavi per Trieste e non c'era nessuno in giro, insomma, le strade erano comunque abbastanza deserte, insomma, certamente adesso c'è tanta vita e come tutte le cose ha pregi e difetti, bisogna cercare di
organizzare e anche forse cambiare qualche cosa, perché sicuramente noi non siamo una città turistica, non eravamo una città turistica, adesso lo siamo, quindi dobbiamo anche organizzare la città in maniera diversa. Ci dobbiamo attrezzare, insomma, un pochino questa... Sempre di più, ecco, perché non è che non è sì, attrezzata, ma siamo... pian pianino anche chiaramente sbagliamo, perché possiamo, non siamo città turistica da sempre, come può essere appunto le grandi città che ho poco fa nominato, insomma. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è lì con noi? Buongiorno. Buongiorno lei. Buongiorno. Buongiorno. Ma mi voleria sapere una cosa. Prego. Già che domani le rive sono tutte chiuse, no? Sì. I bus restano invariati come la 9 e robe varie? Allora, in realtà ci sono delle modifiche, magari cercheremo di fare proprio un servizio più completo con tutti i dettagli anche sulle linee spostate, così ci informiamo bene, non diamo magari, perché domani c'è un tipo di chiusura delle rive, dopodomani ce n'è un altro, quindi è chiuso un altro ulteriore tratto, quindi c'è differenza anche tra le due giornate, di venerdì e di sabato. Sì, perché prendendo la 9 in Piazza Goldoni, no? Non la sa il tragitto che la fa? Adesso ci informiamo bene. Credo che sul sito comunque della Trieste Trasporti dovrebbe esserci. Adesso stavo cercando anche. Cerchiamo subito magari al volo e cerchiamo di informarla in diretta. Intanto continui a seguirci, signora. Grazie di averlo chiesto, perché è vero, ci sono le chiusure delle strade, però è chiaro che anche il servizio, insomma, della Trieste Trasporti subirà una qualche modifica. Adesso ci cercheremo di informare. Stavo vedendo altre mail che stanno arrivando al nostro indirizzo, poi magari appunto cerchiamo nel dettaglio quello che ci chiedeva la signora. Buongiorno, tanta gente si lamenta, scrive Roberto, che negli autobus fa freddo perché mettono l'aria condizionata al massimo. Vabbè, anche qua insomma, credo che anche dipenda dal fatto che messa quella temperatura in previsione di avere il pieno delle persone, e chiaramente quando ci sono 2 persone in autobus si sente molto freddo. Se l'autobus fosse pieno probabilmente la temperatura sarebbe più equilibrata, purtroppo è così. Diciamo che forse è meglio che sia così, un po' più frescolino, che non troppo caldo, perché è troppo caldo negli autobus è un qualcosa che insomma crea più disagi, ecco, quindi sicuramente insomma, penso che forse anche in quel caso l'autista possa regolare, ecco, quindi si può anche chiedere eventualmente all'autista di abbassare un po' se effettivamente risulta troppo freddo. Comunque uno scialle, qualcosa è sempre bene portarselo dietro, sì. Una copertura. Dunque ci scrive Renata: sì, si può vivere meglio mangiando sano a tutte le età, ma l'anziano, oltre ad avere i propri acciacchi, deve stare attento alle truffe via telefono. Proprio le truffe agli anziani sono una grande piaga, dice Renata, e le circoscrizioni dovrebbero prendersi l'incarico di ciclicamente informare gli anziani del proprio territorio, magari con volantini, piccole riunioni, brevi siparietti tra i tavolini dei bar che simulano ciò che non sono capaci di dire e fare questi personaggi, che sono capaci di fare o dire questi personaggi, insomma questi truffatori. Grazie Renata per il suggerimento, perché potrebbe essere una bella iniziativa. Ma in realtà è un'iniziativa che già porta avanti la polizia nostra, la Polizia di Stato, che ciclicamente va in giro con un camper dove dà queste informazioni. In effetti io conoscevo questa possibilità e diciamo che l'idea era proprio di attivarsi per portarlo nella nostra circoscrizione, quindi San Giovanni, Chiadino, Rozzol e San Luigi. E quindi sì, è una cosa giustissima, anche perché, ripeto, le persone, ma non direi solo gli anziani, ma tante volte può succedere anche a un giovane, a un ragazzo, a un adulto, perché sono molto furbi nell'aggancio, quindi al di là della telefonata, di incidenti finti, dammi i soldi perché sto male, eccetera, ci sono anche le truffe
causate da questi call center che cercano di farti cambiare operatore telefonico piuttosto che l'operatore dell'energia elettrica, del gas, eccetera. Quindi effettivamente bisogna stare molto attenti. D'abitudine io il consiglio che posso dare: non accettate mai nessun tipo di contratto, nessun tipo di cambio di gestore di qualsiasi tipo al telefono. Voi dovete dire semplicemente guardi, grazie, mi informerò direttamente io con l'azienda, perché banalmente mi è successo l'altra settimana che mi hanno chiamato dicendomi che la mia linea telefonica sarebbe stata bloccata per 90 giorni, avrei avuto dei problemi con internet e che mi avrebbero dato un aggancio temporaneo con un altro operatore. Io ho detto no grazie, arrivederci, ci sentiamo in un altro momento. Ma quindi vedete che effettivamente sono molto molto astuti nel cercare di coinvolgere e truffare proprio le persone. E ripeto, non è una questione cioè ci cascano in tanti e non è soltanto l'anziano che ci può cascare, perché sono effettivamente molto furbi. La cosa più semplice è non accettare nulla e non dire di sì a niente, anche perché sapete benissimo che contatti con i vostri familiari ce li avete, non è possibile che ci sia, o quasi impossibile, che una persona vi chiami al posto per chiedervi soprattutto dei soldi, e anche per quanto riguarda questi cambi di linee telefoniche, elettriche, è sempre meglio declinare e andare direttamente ad informarsi con gli operatori, cercando poi il numero di telefono, andando a cercare l'ufficio di riferimento. Esatto, sempre meglio verificare, insomma diamo costantemente anche noi questo tipo di informazioni, perché poi le persone si sentono davvero vessate, no, da questi tentativi di truffa, e si rischia insomma anche di avere conseguenze anche psicologiche. Psicologiche soprattutto, no? Secondo me, sì, perché poi uno, al di là della truffa, poi uno si sente male perché si sente preso in giro. Non è infatti, questo è l'aspetto particolarmente odioso della truffa, che già di per sé insomma è un crimine, è un reato. No? Allora, modifiche alla viabilità, il G7, c'è tutto sulla pagina della Polizia Locale di Trieste, però non ci sono particolari indicazioni per quanto riguarda i bus. Vedo appunto venerdì 28 giugno dalle 7 in poi, quindi come diceva prima anche il commissario De Grassi nel collegamento, per il G7, rive chiuse ai veicoli da piazza Tommaseo esclusa fino a piazza Venezia, deviazioni in via Cadorna per chi arriva da Campo Marzio e in via Canal Piccolo per chi arriva da Corso Cavour. Questo venerdì, cioè domani, mentre sabato fino a cessate esigenze dalle 7 del mattino, rive chiuse, dovrebbe essere fino alle 15 in teoria, rive chiuse ai veicoli da piazza Tommaseo compresa invece in questo caso fino a piazza Venezia, quindi deviazioni via Cadorna da una parte, dall'altra in via Mazzini per chi arriva da Corso Cavour linea azzurra, in via Milano per chi arriva da Corso Cavour linea azzurra tratteggiata. Quindi queste le indicazioni per quanto riguarda appunto può essere che gli autobus la chiusura. Adesso ci informeremo ancora meglio, però al momento non abbiamo, perché abbiamo altre indicazioni per quanto riguarda i divieti di sosta. Lo diceva prima sempre il commissario De Grassi, sono già iniziate le rimozioni, anzi sono quasi concluse anche nella notte scorsa, insomma, di veicoli che erano parcheggiati in luoghi dove non si può parcheggiare, quindi dalle 13 di ieri fino a domenica 30 giugno via Cadorna, via Felice Veneziano, via Mercato Vecchio, ambo i lati, divieto di sosta, poi via Mercato Vecchio, via dell'Orologio, piazza Squero Vecchio, Pozzo del Mare, via San Carlo, eccetera. Insomma, trovate tutto davvero per quanto riguarda anche i divieti di sosta. Ci informiamo nel dettaglio per quanto riguarda gli autobus, ma al momento nemmeno sul sito delle Trieste Trasporti ci sono notizie in merito, quindi probabilmente rimangono invariati. Allora, andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono per la fontana di Piazza Garibaldi, che è stata attivata diciamo nel corso dell'attivazione annuale e adesso è stata spenta. L'attivazione è durata 15 giorni. Sul sito delle fontane c'è scritto
che è stata chiusa definitivamente. È già accaduto un paio d'anni fa questa cosa e avevo parlato con il consigliere Giorgi che l'aveva immediatamente attivata. Ecco, non vorrei che restasse chiusa tutta l'estate. Ho capito. Penso che il problema delle fontane non sia anche un problema turistico, visto che Piazza Garibaldi praticamente la barriera è la continuazione della via Carducci, che è il troncone principale della nostra città. E poi ancora una cosa, se verrà riaperto l'asilo di via Manzoni a settembre. La ringrazio. L'asilo di via Manzoni a settembre. Sì, che è chiuso da 2 anni. È chiuso da 2 anni, Sì. Ho capito, quindi questo non glielo so dire. Ma è in fase di ristrutturazione quello che è stato spostato? Forse? Di via Manzoni è stato spostato, signora? Praticamente c'è una barriera in cui non si può posteggiare, però è sempre vuota praticamente. Ma sono in corso dei lavori probabilmente? No, sì, ma da 2 anni. Da 2 anni? Non so, sì, ho capito. Ha capito? Non ci sono materiali esterni, non c'è niente, c'è solo questa barriera di filo di ferro che praticamente impedisce a metà via il posteggio. Ma non è per il posteggio, è proprio se verrà attivato l'asilo, volevo sapere. Capito. La ringrazio. Va bene, grazie signora, ci informiamo anche su questo, grazie. Buona giornata. Allora, ci scrivono i nostri telespettatori ancora: ho chiesto all'autista di abbassare l'aria condizionata e mi ha risposto che non si può regolare, o accesa e di conseguenza spenta. Freddissimo, o spenta. Non so se sia così. E anche un'altra telespettatrice che si chiama Lucia dice appunto non si può modificare la temperatura dei bus, quindi così risulta, o è acceso o è spenta, non so, ci informiamo cosa un anche po' su strano, questo. cioè, mi fa strano, strano. ma assolutamente se l'hanno detto sarà vero, visto che insomma in tutte le Infatti, macchine è c'è la possibilità di scegliere, insomma, caldo, esatto, freddo. almeno ecco. con una certa gradualità, Sì, no? sì, esatto. Allora c'è il signor Roberto ancora che ci scrive e dice: adesso che mi avete dato la notizia della Serracchiani la mia giornata avrà sicuramente una svolta. Vabbè, ironico. Era pubblicato sul Piccolo che è tornata in ospedale perché per un incidente che ha avuto un anno fa con il monopattino, insomma, quindi anzi insomma, le auguriamo una pronta guarigione, assolutamente. Allora, la salute è un'altra cosa. La salute è importante, assolutamente. Allora ci prepariamo insomma a 10 giorni davvero intensa, no? Intensissima. Già oggi, già questa sera ci sarà a Miramare questo incontro del G7, il primo che aprirà insomma la strada ai prossimi incontri di domani e dopodomani, e dopo arriva Mattarella, arriva il Papa, insomma una vetrina anche internazionale, ha detto il presidente Federica ieri. Ha detto bene perché indubbiamente è un'immagine che diamo al mondo di Trieste, perché effettivamente sono eventi internazionali. Importantissimi che vedranno la nostra città su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Veramente ci dobbiamo preparare secondo me ad altri turisti che arriveranno, perché effettivamente non potranno che innamorarsi della nostra bella città. La cosa secondo me importante è fare in modo che anche i turisti non vengano soltanto per 2 o 3 giorni, ma cercare di trattenerli sempre di più, dando sempre di più anche, oltre alle bellezze così evidenti della nostra città, anche servizi di musei, come stiamo già facendo, insomma, perché comunque ci sono tantissime mostre ormai a Trieste, ci sono tantissimi eventi, quindi effettivamente dare tanto al turista lo porta anche a restare più giorni nella nostra città e di conseguenza anche a dare più lavoro a tutti noi, perché insomma se c'è mordi e fuggi c'è poco da fare, insomma non c'è un grande ritorno se non molto traffico poi fondamentalmente, mentre nel momento stesso in cui un turista resta c'ha anche un ritorno, perché chiaramente andrà a fare shopping, andrà a mangiare, andrà a prendersi un gelato, a bersi un caffè,
e quindi di conseguenza lascerà molto più, ci sarà più giro d'affari, ecco, in poche parole. Quindi effettivamente una vetrina del genere è importante come tante altre che ci sono state nel corso degli anni, quindi è bello sapere che Trieste è apprezzata. Ecco. È vero. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia di Barbara Odorico. A fra poco. Bentornati in diretta, 8:34, abbiamo già una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi leggiamo anche qualche mail. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo Deborah e sono una non vedente. Buongiorno. Allora, volevo dire due cose. Uno, io lunedì mattina avevo l'appuntamento per fare una seduta laser e ho aspettato dalle 9:30 a mezzogiorno. E poi mi hanno detto, visto che mi sono un po' alterata chiaramente, e che avrei dovuto aspettare altre 2 ore. E questo è una vergogna. Poi parlate tanto del G7, del Papa, del Presidente. Sì, perché li portate lì in Piazza Unità, il Papa scenderà con l'elicottero sul molo. Fatelo scendere qua in Ponziana sul campo Perini. Fateli venire un po' nella periferia e vediamo cosa dicono, perché è uno schifo. Arrivederci. Ho capito, signora Deborah, intanto ci dispiace per quello che le è successo, insomma una lunga attesa, no? per questa visita o prestazione insomma, sanitaria, e torniamo su un altro tema che dibattiamo spesso. No? Sì, la mancanza di personale nella sanità è sempre un grosso problema. Diciamo che poi alla fine il fatto di non trovare medici è più forse il fatto che i medici che si laureano al giorno d'oggi scappano, vanno via, vanno all'estero e di solito o comunque vanno nelle strutture private anziché nel pubblico, perché in questo momento purtroppo il pubblico non offre stipendi appetibili per giovani medici che dopo essersi fatti anni e anni di studio e di fatica e vedersi anche magari fare turni massacranti e non venire riconosciuto economicamente il loro impegno, sicuramente scelgono qualcosa di più appagante, e questo è naturale che sia così, e noi ci ritroviamo appunto con una situazione di sanità messa in difficoltà. Però insomma so che le cose si stanno cercando di sistemare, non è facile perché comunque c'è tutta una catena di problemi che arriva da lontano, perché anche il fatto stesso che tanti medici sono andati anche in pensione, bisogna ricordare anche questo, infermieri anche, perché è un problema che riguarda tutta la sfera sanitaria. Diciamo che non c'è stata forse una previsione anche in questo, perché nel momento stesso in cui 10 anni fa si sapeva banalmente, basta fare un calcolo abbastanza, l'INPS lo sa quando le persone vanno in pensione, quindi certo. Presumo che sia facile anche per un'azienda sanitaria fare una programmazione, no? E quindi di conseguenza sarebbe stato corretto fare questo turnover, prevederlo molto, molto prima. Si è aggravato il tutto, come sappiamo, con i problemi della sanità durante il Covid, insomma, inutile che adesso torniamo a ripeterci nuovamente sulle stesse cose. Il discorso delle periferie, abbiamo cominciato questo intervento di oggi proprio parlando delle periferie. Capisco che il nostro intervento è puramente così di intrattenimento, non è un cambio, ma io so che per esempio la nostra giunta sta cercando di lavorare per questo. Purtroppo i tempi sono sempre lenti, però banalmente le strade, i marciapiedi, i giardini che vengono fatti pian pianino avranno anche completamento.
Parlo per San Giovanni, che è la situazione che io conosco, per il resto diciamo, posso soltanto avere delle notizie di seconda mano. Però per esempio noi abbiamo tutto dei progetti molto importanti, molto interessanti nel rifacimento delle zone attorno alla chiesa, il progetto Pinqua che coinvolge Comune e Aper, dove verranno comunque sistemate oltre le abitazioni anche i giardini, anche le strade, e adesso si sta facendo tutta una sistemazione delle aiuole in Viale Sanzio, dove vengono così un po' protetti gli alberi, dopo mettendo anche delle protezioni proprio sulle aiuole stesse, che purtroppo venivano massacrate dalle macchine in sosta, e quindi quello dà anche una sensazione di ordine e di pulizia della periferia. E questo un po' si sta cercando di fare nelle varie zone della città. Capisco che il cittadino vorrebbe le cose subito e la pazienza ormai è passata, perché troppo tempo ci si è messo per pensare a questo. Però in realtà piano piano cercate di aver fiducia che le cose, cioè, sia le circoscrizioni della nostra città, ma anche i consiglieri comunali, la giunta stessa non è sorda a queste richieste, e assolutamente attenta alle esigenze. Purtroppo tante volte un po' i tempi burocratici nelle richieste, perché voi dite basta fare un'asfaltatura, no, non è così, perché c'è dietro un progetto, c'è dietro tante cose, e in questo anche la mancanza, anche in questo caso di personale degli uffici tecnici, dà un rallentamento ulteriore a tutto questo, oltre al fatto che ci sono tantissimi progetti che hanno delle scadenze da rispettare, di conseguenza abbiamo una difficoltà ulteriore cioè sicuramente viene data priorità a quello che ha una scadenza, altrimenti si perdono i finanziamenti. Ecco, allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno, mi chiamo Sandro. Io voglio fare solo una piccola disamina di come io vedo questo paese, come vedo l'Italia. Dica. Allora, siamo un paese praticamente in default, visto il debito pubblico alto che abbiamo. Addirittura la Grecia ha un debito pubblico minore del nostro. Quindi viviamo praticamente con i soldi dell'Europa, che l'Europa ci impone di fare quello che vuole. La sostanza è questa, glielo assicuro, sono convinto che sia così. Poi abbiamo dei trasporti, si pensa di fare il ponte sullo stretto di Messina, quando metà del sud e soprattutto in Sicilia la linea ferroviaria viaggia a binario unico, tanto che può andare da Catania a Palermo, sono quasi 2 milioni e passa di abitanti, si cambia Caltanissetta. Abbiamo la sanità che è messa non male di più. Abbiamo i salari che sono messi non male di più, gente che muore sul lavoro che non è tutelata, cioè ci rendiamo conto in che paese che viviamo. Poi senti i politici andare all'Europa a fare promesse, diamo soldi qua, diamo soldi là, ma qua bisogna pensare prima all'Italia, siamo quasi, non dico quasi, ma ci stiamo avvicinando ai paesi del terzo mondo. Noi non dobbiamo guardare l'Europa del nord, perché là sono avanti anni luce rispetto a noi. Uno, per l'onestà, probabilmente anche l'onestà dei politici sicuramente al nord sono più onesti dei nostri. Secondo, poi quasi le pensioni, dai, siamo ormai quasi quelli che non lavorano sono quasi più di quelli che lavorano, quindi anche il sistema pensionistico non so come resterà in piedi. Cioè siamo un paese sinceramente allo sbando. Io voglio fare un appello a chi ha genitori e ha figli giovani: se vogliono un futuro per i loro figli, restare in Italia sicuramente non è una soluzione, che abbiano la possibilità che vadano fuori, perché ormai l'Italia secondo me è un paese che non ha più futuro. Eccolo, e questa è una disamina triste, ma se apriamo gli occhi e siamo onesti, guardiamo dove bisogna essere onesti, dai. Allora, questa è l'opinione del nostro telespettatore. Buongiorno intanto, evidentemente grazie. Ha avuto delle disavventure che lo hanno portato a questa visione. Io per fortuna insomma non ho grossi incontri con la sanità, se no qualche piccola visita, qualche piccolo incontro. Le volte che negli anni mi è successo negli ultimi anni per vari motivi di aver bisogno della sanità pubblica, onestamente io non ho riscontrato
tanti problemi, ecco, funzionava, ci sono sicuramente certi reparti che soffrono di più rispetto ad altri, però quando ho avuto bisogno di fare un esame del sangue, di fare una visita medica, così, insomma, al di là del fatto che io non avevo una grossa fretta, anche forse per questo, però insomma devo dire che le cose funzionavano, anche con insomma, i parenti, i genitori, suoceri, eccetera. Alla fine le cose ho visto sempre che hanno ricevuto risposte, hanno ricevuto interventi, hanno ricevuto accoglienza nelle strutture pubbliche. Dopo, per quanto riguarda il concetto generale, sicuramente la nostra, le ferrovie, accennava l'ascoltatore, le ferrovie della Sicilia sono un grosso problema che ci portiamo avanti dall'inizio delle ferrovie, e indubbiamente è un problema. Io so ragazzi che studiano in giro per l'Italia e sono della Sicilia che hanno difficoltà enormi nel fare nel tornare a casa, o devono prendersi l'autobus e ci mettono un giorno intero per tornare a casa. E questo sì, si è fatto tanto, però come sempre si è fatto molto di più nel centro-nord che non nel sud. E i problemi li conosciamo purtroppo, come sappiamo che ci sono situazioni di vedi caporalati anche quegli episodi orribili che sono successi, insomma, l'altra settimana. Sono situazioni veramente molto molto difficili che forse stanno venendo, come si dice, i nodi stanno venendo al pettine. E questo è tutto quanto una gestione sbagliatissima delle cose, e questi sono lavoratori che sono stati sfruttati, c'è dietro delle aziende che non si sa bene come hanno dato notizie, insomma, più trasmissioni, ci si ritrova con un'azienda che ha un trattore con chilometri e chilometri di terreno, con un operaio su un contadino soltanto. Cioè, quindi queste sono le cose che effettivamente devono dare una spinta per fare magari, visto che si parla tanto di intelligenza artificiale, un programmino con un bel algoritmo di ricerca, e così poi forse si riesce a scoprire gli ammanchi, e questi sono gli ammanchi che poi fanno il buco nel nostro e mi collego con quanto diceva il nostro spettatore, perché quando c'è un nero, intendo un bilancio in nero, quando abbiamo del lavoro in nero, quando abbiamo situazioni del genere, le tasse non pagate, quelle sono dei soldi che noi perdiamo, lo Stato perde, diventa un bilancio negativo ancora più forte, e l'economia che va sempre più giù. Quindi alla fin fine, quando si riesce a tirar fuori l'emerso, il giorno che riusciremo a fare questo, riusciremo ad essere non come i paesi del nord Europa, ancora meglio, perché noi abbiamo comunque una iniziativa, una voglia di fare che c'è ancora nell'Italia nostra, non è che non c'è più. Certo, tantissimi giovani, tantissimi vanno all'estero perché qui non trovano spazio, giustamente, però se noi riusciamo a cambiare le cose e a modificare il tutto, io sono sicura che tantissimi non vedrebbero l'ora di tornare qua da noi, perché comunque da noi si vive molto meglio, nonostante tutto, che vivere in certe zone comunque del nord Europa, dove certe cose sono sì perfette, a posto, abbiamo tutti i servizi, però manca l'italianità, secondo me, e questo è il nostro paese è un qualcosa è un punto importante. Come Trieste comunque ha i suoi lati negativi, ma è una città meravigliosa che ci offre tantissimo. Poi un attimino bisogna anche rimboccarsi le maniche e anche cercare di fare nella vita, non si può solo sempre aspettare dagli altri. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno a Bucarella, buongiorno al gentile ospite, buongiorno alla redazione di Tele4 e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo rifarmi alla telefonata della signora non vedente inerente della sanità, in cui la gentile ospite
lamentava della mancanza di personale. Allora io volevo porre questa domanda. Allora, se mi può confermare o smentire ufficialmente che diciamo, i migranti, quelli diciamo, ex Dilo, annessi e connessi, loro invece diciamo, non godono delle lunghe file d'attesa che noi cittadini che paghiamo le tasse ci tocca la sanità, mentre sembrerebbe che loro diciamo, scavalchino tutte le file. Questa notizia a noi non risulta, abbiamo cercato di verificarla ma non ci risulta. Avete provato così diciamo, parlare un po' ad occhi, diciamo, a quattro occhi con gli addetti dell'ospedale, oppure siete solo andati diciamo, a chiedere ufficialmente all'ARSI, questo è vero? Per questo sarebbe interessante approfondire, no? Così, un'azione investigativa giornalistica. Perché lei risulta parlando con gli addetti dell'ospedale? Quali addetti? Mi scusi, non so. Guardi, su chi è sul campo, quella gente, quei piccoli eroi fatti di infermieri e dottori che quotidianamente diciamo, cercano di allargare una coperta o troppo lunga o troppo corta. Su questo siamo d'accordo, però non ci risulta insomma, che ci siano io non corsie riesco a dare una risposta onestamente, spero che non sia vero perché sennò sarebbe orribile. Adesso io non ho capito se questo avviene nell'ospedale oppure ci sono dei addetti, medici, infermieri che vanno ad aiutare queste persone in altre sedi, ecco questo non mi è chiaro. Non ho capito infatti. Non c'è più. Chiedo una visita specialistica, poi sarebbe interessante. No, le visite specialistiche si chiedono da parte di tutti. Cioè, si chiedono in farmacia modo, o al CUP, non ci sono al telefono. corsie preferenziali. Se poi invece si riferisce a una visita al loro arrivo, una visita preventiva, probabilmente l'organizzazione sì esiste, insomma c'è una visita generale di ingresso proprio per vedere proprio le condizioni di salute della persona che arriva, ecco questo credo che sia fatto anche a cura poi delle forze di polizia. A cura nostra, perché sicuramente insomma nel momento stesso in cui arrivano non si sa mai che abbiano qualche malattia che poi è endemica. Se poi invece parla di visite specialistiche come quella della signora non vedente, spero proprio di no, perché se no sarebbe una cosa sbagliatissima, voglio dire, ecco, se riescono ad avere questo e invece i cittadini italiani no, cioè guai. Ecco, avrebbe ragione insomma a protestare. Assolutamente, ma protestiamo anche noi, voglio dire, assolutamente no. Allora, buongiorno, ho scritto più volte per richiedere, ci scrive Daniela, che qualcuno si occupi di porre un attraversamento pedonale di fronte all'ingresso del campo di calcio di via Raffaello Sanzio. È un attraversamento molto insidioso, utilizzato spesso perché di fronte al campo c'è un parcheggio a pagamento dove spesso le mamme con bambini lasciano l'automobile. Quel campo di calcio è frequentato da ragazzi e ragazzini di varie età, molti arrivano da soli perché è così difficile, dice Daniela, creare questo attraversamento di sicurezza. Perché in realtà, essendo proprio l'uscita sia del parcheggio del Parco San Giovanni, sia l'uscita del benzinaio, in prossimità di quelle uscite lì, non so, è un incrocio, ricordiamoci che abbiamo anche l'incrocio dove c'è la chiesa, via Damiano Chiesa, e via delle Linfe, via Damiano Chiesa, via delle Linfe. È troppo vicino, credo, per riuscire a fare un attraversamento pedonale lì. Purtroppo qualche volta bisogna anche fare il giro, capisco che è difficile, ma sarebbe più opportuno riuscire a fare il giro, anche perché tra l'altro proprio quell'incrocio è molto fastidioso per gli utenti che escono fuori dal Parc San Giovanni, si ritrovano spesso con macchine in seconda fila, proprio di utenti che portano i bambini al campo di calcio e non riescono nemmeno a vedere se arriva l'autobus, se arriva il motorino dalla parte alta di Viale Sanzio. Effettivamente è una situazione un po' brutta. Non credo che sia fattibile mettere lì un attraversamento, ma proprio per questa vicinanza, ma mi informerò con gli uffici, guardi, non dico di no a priori, do una mia sensazione, essendo appunto questa che
perché la conosco, visto che c'è questa vicinanza di queste varie uscite. Poi se eventualmente ci sarà la possibilità di farlo anche in vista del rifacimento del cubone, che prima o poi si comincerà sti benedetti lavori, quindi effettivamente si potrebbe valutare. Proverò a fare una segnalazione direttamente agli uffici, vediamo cosa mi rispondono, però a sensazione mi fa sì, anche perché di solito quando si fa un attraversamento pedonale si levano via posteggi, perché comunque non lo fai l'attraversamento pedonale davanti a un posteggio, lì sono soltanto quasi interamente posteggi, quindi nel momento stesso in cui fai questo diventa complicato. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, volevo fare un paio di domande gentilmente. Prego. Allora, la prima è, io sono disabile al 100% e mi muovo con uno scooterino elettrico e purtroppo per muovermi spesso e volentieri ho bisogno anche di ricaricarlo perché devo andare nei diversi posti. C'è la possibilità per le persone invalide di poter avere dei caricabatterie per questi scooterini elettrici per invalidi in giro per il territorio, tipo comune, tipo posta, tipo altri luoghi, parchetti o altro, per mettere in condizioni anziani e disabili di muoversi con gli scooter elettrici. Questa è la domanda. Secondo, il fatto che una gran parte di persone non va a votare, siamo sotto al 50%, non dice qualcosa la politica? Non ci dovrebbe essere la votazione valida col 51%? No. Terzo, considerando tutte le aziende che hanno chiuso, non si vergognano i politici a aumentarsi lo stipendio come hanno fatto ultimamente? La ringrazio. Grazie a lei, quindi tre temi completamente diversi, però allora insomma... diciamo l'ultimo, il tema dello stipendio, non sono l'ultima che può dire qualcosa perché i circoscrizionali vi assicuro che non hanno aumentato è solo niente, volontariato, proprio, sì, esatto, è praticamente puro volontariato, ecco. E quindi su quello lo eliminiamo subito. Il primo tema è sulle ricariche, io non so su cosa vanno ricaricate perché ci sono delle ricariche per le auto elettriche in giro per la città, onestamente non credo che sia la stessa presa, la stessa cosa che si possa fare, però è comunque un'idea da portare avanti anche in vista del fatto che le bici elettriche sono sempre più utilizzate, quindi al di là del fatto sicuramente nel caso del signore è qualcosa di diverso, insomma, no? Perché è questione proprio molto, molto più importante di una bici elettrica di una persona così che non ha una disabilità, però insomma è sicuramente un'idea da portare avanti per avere anche una città meno così più agevole, ecco, più agile anzi, come si dice. Per quanto riguarda invece il discorso del 51%, no, non sono assolutamente d'accordo, cioè chi non va a votare deve anche assumersi la responsabilità di non aver votato e soprattutto nel momento stesso in cui tu non hai votato hai già deciso che non ti interessa e allora non impicciarti della politica. Io invece sono sempre molto propensa a dire sempre a tutti che se il cittadino ha fastidio nei confronti della politica dovrebbe semplicemente far parte della vita politica. Seguitela, ma partecipate agli incontri, partecipate ai congressi, che dopo partecipate al congresso di Forza Italia o di Fratelli d'Italia o del PD, ma fate quello che volete, ma andateci, perché così nel momento stesso in cui voi cominciate a partecipare, incontrate di persona le persone che fanno politica e avete modo di decidere che quella va bene e quella no, così effettivamente ci sarà un'immersione nella politica. L'allontanamento dalla politica, sì, giustamente, capisco benissimo, mi rendo conto che lo schifo c'è in giro e le persone si allontanano, ma allontanandosi non fate altro che aumentare
lo schifo, perché chi fino all'altro giorno faceva continua a farlo, perché non avrà modo non trova un ostacolo, mentre se voi riuscite a partecipare, ripeto, ognuno nel proprio ambito di politica e di competenza, certo, di livello, voi cominciate a interagire con le persone che fanno politica, ma quindi avete anche un giudizio reale, non è filtrato dalla televisione, dal comunicato stampa, da Instagram, da Facebook, eccetera. Voi vedete le persone e così avete modo effettivamente di dire, boh, questa qua forse posso dare fiducia a questa persona, e la prossima elezione ci scrivo sopra il suo nome sulla scheda del partito di riferimento, altrimenti è inutile brontolare. E alla fine, ripeto, 51%, ma anche se c'è il 30% che decide che va a votare, l'elezione è valida, perché andare a votare è un diritto, se non viene esercitato è un problema del cittadino. È chiaro, chiarissimo, quindi la partecipazione, insomma, prima di tutto per tentare di anche modificare qualcosa, no? Cambiare qualcosa di quello che non va nella vita quotidiana proprio. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo dire due cose. Prego. Il discorso di giustificare il fatto che non ci sono medici negli ospedali. Durante il Covid gli ospedali hanno fatto un'incetta di risorse mai vista. Ogni ammalato l'ospedale riceve una quota circa sui 1.000-2.000 euro, adesso non so i numeri esatti, ma con il periodo Covid, quelli che erano classificati Covid, che erano quasi la totalità, l'ospedale riceveva addirittura una quota che raggiungeva quasi i 10.000 euro a testa. Quindi hanno fatto un'incetta di soldi mostruoso. Infatti la SUGI ha dato un premio di 30.000 euro ai suoi dirigenti proprio recentemente. E quei soldi là sono dovuti a qualche entrata particolare. Io credo che sia proprio a questa entrata qua. Va bene, poi volevo Gino, dire un'altra cosa, ancora, e dopo mi taccio. Ogni Stato ha un debito pubblico, perché è insito nello Stato fare spesa. Il problema invece del debito pubblico italiano è che, siccome la Costituzione dà il potere di stampare moneta allo Stato, se lo Stato rinuncia alla propria moneta, il proprio debito diventa debito. Perché se uno Stato ha la propria moneta vuol dire che lui può stampare un'infinità mai vista di soldi e quindi può garantire e scoprire il suo debito. Chiaro. Quindi il problema ce l'abbiamo fatti da soli, prendendo una moneta che è straniera, in cui noi dobbiamo pagare l'aggio alla banca centrale, che è una BCE, che è una banca privata. Quindi noi, le banche private ci prestano allo Stato i soldi che potrebbe fare da solo, e questo qua la gente ancora non l'ha capito. Sono 20 anni che ci fregano. Grazie Gino, grazie, buona giornata. Allora, diceva il signor Gino, insomma, partiva dalla sanità, poi insomma con un'analisi più dedicata anche all'economia generale. Sì, no? Diciamo che mi sa che lasceremo per la prossima volta, visti le tempistiche. Insomma, sì, ma è piuttosto complesso anche insomma, infatti, no? Rispondere brevemente. Richiederebbe insomma sì. più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Allora invito a tornare a trovarci presto, quando Barbara volete. Odorico, quando sarà possibile. Io invito tutti quanti di nuovo a partecipare alle atmosfere letterarie, nelle varie circoscrizioni. Mi raccomando, cercate di essere e cominciate a partecipare alle riunioni dei vari consigli circoscrizionali se non avete voglia di andare in quello comunale. Normalmente noi ci riuniamo il martedì alle 8 in Rotondo del Boschetto. Venite così imparate a vedere, conoscete dal basso le persone, poi vicino, pian pianino chi lo sa. Quindi venite, vi ringrazio. Ottimo invito. Allora grazie a Barbara Odorico, buona giornata a lei, e allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo ci sarà con noi la segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, a fra poco.
Bentornati in diretta, sono le 9.08 e abbiamo ospite in studio la segretaria del Partito Democratico regionale del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti. Buongiorno. Buongiorno, ben trovata. Ben arrivata qui da noi. Allora, ci sono subito delle telefonate e delle mail per lei, quindi adesso le sentiamo subito. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Pronto? Vediamo se forse è caduta la linea nell'attesa, speriamo di recuperarla, però sento qualche collegamento in sottofondo, no, non riusciamo a dialogare. Eccolo, sì, pronto? Buongiorno, il fischio c'era. Nulla. Allora invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci. C'è Lorenzo che ci ha scritto già un po' di tempo fa, ancora prima del suo arrivo, dice: buongiorno Buccarella, un commento dell'ottima segretaria Conti sul rinvio dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Trieste, brutto segnale, dice Lorenzo. Sì. La questione della commissione, il voto sull'asilo nido di Roiano, la prevista privatizzazione del servizio educativo, no, appunto dell'asilo, e il voto contrario della consigliera Brandi, della maggioranza, insomma un brutto segnale. Un brutto segnale, anche un segnale che la maggioranza ha delle difficoltà in casa sua, altrimenti un ex assessore comunque di rilievo come l'ex assessore Brandi non avrebbe votato contro. E poi sicuramente una tendenza di questa giunta di piazza a esternalizzare, a privatizzare sempre di più, e questo ha una ricaduta significativa nelle tasche delle famiglie, perché sappiamo che gli asili costano tanto. Per fortuna ci sono delle convenzioni, però il pubblico non riesce a coprire il fabbisogno che c'è, e quindi bisogna andare a cercare i soldi nelle tasche delle famiglie. Quindi un brutto segnale questo Consiglio Comunale, insomma, è una delle situazioni, diciamo, più problematiche che si è riscontrata anche negli ultimi consigli, peraltro consigli che vengono convocati, insomma, e sconvocati veramente in modo molto così arbitrario e discontinuo, voglio dire. È una grande responsabilità quella di essere consiglieri e amministratori di un territorio, bisogna farlo con serietà, e quindi mi aspetto che la giunta di piazza su questo dimostri di essere all'altezza. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno, ho scritto prima una lettera, volevo parlare per parlare di circoscrizioni. Ho capito, della stessa circoscrizione. Segnalare, ho mandato anche un'email. Sì. La completa assenza dalla televisione della circoscrizione terza, che è quella che ha anche grossi problemi, tra cui quello della devastante Ovovia, perché quella è parte del tram di Opicina anche, e anche il problema dell'asilo di Roiano e anche l'ultimazione della piazza. Ho capito. E anche che sono bloccati i restauri che facevano esterni della chiesa di Roiano. Da 2 mesi sono fermi da 2 mesi. Le cose che volevo lamentare che era dato per quello là. Va bene. Allora cercheremo magari di invitare qualche esponente proprio della terza circoscrizione, quella di cui ci sta parlando appunto il signore, per tutti questi problemi che gli stanno a cuore, dalla Uvovia che definisce devastante, al tram di Opicina, all'asilo di Roiano, quindi la prevista anche privatizzazione di cui stavamo parlando adesso, e poi anche il completamento della piazza, no? Lì a Roiano, al posto dell'ex caserma, e da ultimo anche i restauri appunto della chiesa, che sarebbero fermi da un paio di mesi. Quindi Roiano è un rione abbandonato dalla giunta di piazza, dopo i grandi proclami e anche i lunghi ritardi, diciamo la verità, ancora nulla si muove, o meglio, quello che si muove male, perché penso alla questione dell'Ovovia, appunto, ma insomma è comunque un rione molto popolato, un rione insomma anche storicamente importante di Trieste, che però si trova insomma come un cantiere a cielo aperto ormai da molto tempo. E poi appunto ci sono questi problemi più relativi appunto alla gestione del territorio,
molto, appunto, che è in uno stato di degrado, di abbandono. È un peccato perché questa giunta aveva promesso di fare grandi cose per i rioni. Il risultato invece è insoddisfacente, penso alla terza, penso alla settima, penso alla sesta, ce ne sono tanti di rioni dove insomma non solo non si vede mai nessuno della giunta o della maggioranza, ma semplicemente i cittadini sono lasciati da soli, no? Tante volte vengo qui e ci sono delle telefonate o le sento quando sono a casa in cui i cittadini dicono che ci sono problemi di immondizia, di degrado, di grandi difficoltà, anche manca il commercio di prossimità, quindi non ci sono negozi vicini per fare la spesa, per comprare un giornale, per comprare qualcosa, insomma, quindi mi sembra che il fallimento di questa giunta sia sotto gli occhi di tutti. Non cito il tram perché insomma penso che tutti siamo edotti su quello che non sta succedendo da molto tempo, anche con le ombre che ricordiamo, quindi insomma mi sembra che Trieste sia al palo, ed è un peccato perché Trieste si prepara in questa settimana a essere al centro dell'attenzione pubblica. E infatti ne stiamo parlando. Sociale dei cattolici, arriverà il Papa, arriverà il Presidente della Repubblica, grandi momenti importanti, c'è il G7 sulla scuola, cioè ci sono momenti in cui la città dovrebbe essere un fiore all'occhiello per questo paese, invece ci ritroviamo con una città, insomma, veramente, non dico in ginocchio, ma in cui il degrado e l'incapacità politica di Piazza, dei suoi assessori è sotto gli occhi. Effettivamente mi dispiace dirlo. Una vetrina importantissima, no? Questa saremo davvero sotto i riflettori come città, come regione, insomma. Un'occasione unica, storica, nel giro di una settimana arriva il Presidente della Repubblica, poi il Papa, quindi sono 30 anni che non si vede. Da oggi c'è il G7, ci sono ministri, insomma, quindi è un momento, la città sarà veramente attenzionata da tutto il mondo, perché poi quando arriva il Papa o una persona importante come il Presidente della Repubblica, che insomma è molto presente nella nostra regione anche in occasioni importanti del nostro Stato, però insomma la città dovrebbe rispondere adeguatamente, non basta il salotto buono, ecco, non basta Piazza Unità e dintorni, noi vorremmo e noi vogliamo come Partito Democratico una città vivibile anche per i cittadini e le cittadine che vivono qui e che hanno bisogno di maggiori servizi, di maggiori risorse e anche di una prospettiva di qualità di vita migliore. Prima venendo qui sono passata davanti all'acqua marina, all'ex acqua marina, sono 5 anni che è crollata, è tutto fermo. È un parcheggio, no? È un parcheggio, ma viene meno un servizio necessario per le persone, per gli anziani, per chi deve fare riabilitazione, per chi ne fruiva e oggi si trova, dopo 5 anni di promesse, ancora senza niente, e questo è un altro grande neo di questa giunta che sui lavori pubblici dimostra di essere incapace, no? Di promettere molto, però poi serve la concretezza delle azioni, soprattutto quando si guidano le amministrazioni. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, credo sia arrivata anche una telefonata, non so se facciamo in tempo a sentirla subito. Pronto, buongiorno? C'è qualcuno in linea? Non sentiamo la telefonata, allora niente, spazio alla pubblicità e poi sentiremo se c'è qualcuno al telefono, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora 9:19, siamo sempre in compagnia di Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico. Credo ci sia una telefonata in arrivo, non vedo più la grafica, però no, è caduta la linea, ci sono le mail però, che in particolare quella di Gianni, del signor Gianni, che è il nostro affezionato telespettatore, ci introduce poi nel tema della politica. Abbiamo visto oggi anche un articolo sul giornale in cui è citato il commento proprio di Caterina Conti, sulle recenti elezioni. Signor Gianni parla più dell'Europa in realtà, dice: alla signora che si trova a condurre e all'ospite siamo accompagnati da una felice giornata, quasi mai ho parlato di politica ma oggi visto come sta andando l'Europa lo farò, ho gli anni, ancora la memoria mi supporta, ricordo che De Gasperi, Adenauer, Schuman hanno in un certo senso fondato l'Europa dalla quale oggi siamo stati esclusi da qualsiasi incarico che conti, noi triestini abbiamo sposato
abbozzato subito l'idea dell'Europa unita, poiché deriviamo da un'esperienza unica della Mitteleuropa che faceva sentire ogni persona in qualsiasi posto si trovasse a casa propria. Oggi non è così purtroppo, poiché la signora dai poteri forti non ci ama, dice Gianni. Questa è l'opinione del signor Gianni, no? Ricordando un po' il passato. La rievocazione dell'impero asburgico fa sempre piacere. Certo. Detto questo, ovviamente, insomma, la storia è andata avanti, noi siamo in Italia ormai da più di 100 anni. Ed è questo il nostro paese, insomma, a cui siamo affezionati, ed è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. E questo è vero, i personaggi, le persone che ha ricordato per iscritto, De Gasperi, Schuman, insomma, hanno fondato l'Europa, l'idea di Europa, di mettere insieme gli stati che si erano combattuti per decenni, no? Portando l'Europa nella fase più buia delle sue 2 guerre mondiali. Oggi l'Italia purtroppo è in un angolo, perché Giorgia Meloni deve decidere se fa il capo della destra o fa la rappresentante degli interessi italiani, e in questo caso ha scelto male. Quindi oggi insomma, i giornali lo scrivono, ma abbiamo capito com'è, sono in corso le trattative sulla Commissione europea e l'Italia non avrà un commissario di peso, proprio perché Giorgia Meloni non è riuscita nel suo doppio intento di rivestire un doppio ruolo. Peraltro sappiamo che i nazionalisti di cui Giorgia Meloni fa parte sono divisi in diverse famiglie a livello europeo, in diversi gruppi che compongono il Parlamento, e quindi questo l'ha fortemente indebolita. Ed è uno svantaggio per l'Italia, chiaramente, perché è un importante paese in cui, insomma, che non avrà il ruolo che abbiamo avuto in questi anni, dove a commissario europeo, lo voglio ricordare, c'era Paolo Gentiloni, che è stato Presidente del Consiglio e che è del Partito Democratico, che ha avuto un ruolo molto significativo in questi anni e che ha contribuito anche a quel grande investimento che è il PNRR, cioè gli investimenti per un'Italia nuova dal punto di vista delle infrastrutture, della digitalizzazione del lavoro. E penso che sia una sconfitta per la Meloni e anche per l'Italia, per i cittadini e le cittadine, perché non avere voce poi quando bisogna prendere decisioni importanti significa, insomma, contare sempre meno. Un piccolo sorriso così su una gaffe del ministro Sangiuliano, una gaffe recente, ce la invia la vignetta Marco Englaro. Allora possiamo farla vedere? Sì, ministro, e mica ho letto tutto quel che so su Twitter, una Galileo, insomma, un po' modernizzato, dai, diciamo così. Ma guardi, ridiamo, ma ci sarebbe da piangere, perché insomma qualsiasi studente di seconda, terza media o quinta o quarta, terza superiore, con gli errori che fa Sangiuliano, davvero riceverebbe un 5, forse anche un 4. Un brutto voto. No, fa vergognare che il ministro della cultura sia così ignorante da dire continuamente degli strafalcioni. Guardate, non è il problema, qualche volta si può anche sbagliare, siamo tutti umani, non è questo il problema. Il problema è reiterare l'errore e continuare a dire sciocchezze, rappresentando l'Italia, la cultura. Poi l'Italia è conosciuta nel mondo per la cultura, e abbiamo fior di turisti, di persone che vengono in Italia a studiare, a conoscere, a visitare. Questa è anche una ricchezza del nostro paese. Veramente le sciocchezze che dice sono imbarazzanti. In un paese normale si sarebbe già dimesso. Dimesso, dice. Allora, una telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevo solo intervenire una cosa, dato che non so come chiamarla, consigliera o segretaria oppure... Caterina. Volevo dire che sotto l'Italia siamo appena 70 anni, non 100, ecco, punto primo. Poi nel 54, quando sono arrivati sugli italiani in ottobre, forse era il 2% dei tristini, tutto il resto era comparse. Boh. Detto questo, lasciamo perdere la storia. La sua interpretazione della storia, insomma. Prego. C'era anche mio papà, però, quindi... Sì, e poi io tempo fa ero anche consigliere rionale per i democratici di sinistra. Ovviamente non rispettando gli ordini di scuderia sono stato buttato fuori. Un'altra cosa, volevo dire, voi della sinistra, come sono stato io, ma perché non proponete qualcosa? Non sempre criticare il povero Bottegar
che almeno è carismatico. Mentre quell'altro Homo Clownfa, che era il vostro sindaco per 5 anni, niente, un sorriso, ma neanche pagarlo oro. Allora dico, proponetevi, date dei consigli, non sempre criticare. Meno critiche e più consigli, insomma, Sergio. Va bene, grazie della telefonata. Questo è il consiglio di Sergio, insomma, meno critiche al sindaco e più proposte. Vabbè, proposte noi le portiamo in consiglio comunale, le portiamo quando proponiamo qualcosa alla cittadinanza, abbiamo posto sotto l'attenzione i grandi problemi che ci sono, il problema della sanità pubblica, abbiamo fatto fior di proposte in consiglio comunale, regionale, quindi non è che non facciamo proposte, ne facciamo tante sulla questione appunto dell'asilo di Roiano. Abbiamo detto la nostra è, se governassimo noi ovviamente quell'asilo non andrebbe privatizzato. Insomma, quando un assessore di centrodestra, un ex assessore della destra all'istruzione vota contro la propria maggioranza, significa che c'è un cortocircuito, non sta succedendo qualcosa di grave. Però insomma io penso che sulle proposte noi siamo forti. Una proposta abbiamo portato anche in campagna elettorale che ritorna nella quotidianità delle persone, perché poi la campagna elettorale finisce ma i problemi restano, è quello sul salario minimo. Noi abbiamo detto che i lavoratori non possono essere pagati meno di 9 euro lordi all'ora e sappiamo che questo problema riguarda tante persone. Solo ieri in provincia di Pordenone si è scoperto ancora situazioni di caporalato, situazioni in cui ci sono delle persone che lavorano in situazioni di semischiavitù. E questi sono problemi molto concreti, ma noi facciamo una grande proposta e sarà anche la nostra proposta per l'autunno sul sociale. Noi vogliamo dire che servono più servizi. Ora, la giunta regionale farà una manovra con 1 miliardo, c'è una quantità di soldi che il sindaco Cosolini, quando ha governato la città, si sognava di notte perché erano gli anni in cui c'era la spending review, in cui non si poteva investire, in cui i bilanci comunali e regionali erano molto ridotti rispetto ad oggi. Però la grande proposta che noi vogliamo fare è quella sul sociale. Cioè noi abbiamo un allarme sociale fortissimo, le famiglie sono lasciate sole, non ci sono gli asilo, non ci sono gli aiuti per gli anziani, per coloro che si trovano in una situazione di disabilità, ci sono i pensionati in difficoltà perché la pensione che percepiscono non consente loro di arrivare alla fine del mese, ma c'è anche una grande richiesta di salute da parte delle persone che hanno bisogno e voglia anche di vivere in uno stato di benessere, mentre oggi si trovano abbandonati. E la proposta che facciamo è che una parte di quei soldi appunto destinati nel bilancio regionale e anche nei bilanci comunali vadano proprio in welfare, vadano in servizi, vadano in aiuti alle famiglie che si trovano altrimenti a dover fermare il vento con le mani e si trovano in una situazione di enorme difficoltà. Queste sono le proposte concrete che noi facciamo e quindi i posti negli asilo non bastano gli aiuti nelle famiglie dove c'è un anziano, dove c'è una persona che magari temporaneamente ha una condizione di disabilità oppure la disabilità è permanente, ma non basta, insomma, non basta l'esistente. Quindi noi troviamo, ma peraltro lo dicono tutti, che c'è una grande insofferenza sociale e su questo la destra non ha né una proposta né la voglia di aiutare coloro che hanno bisogno. Guardate, siamo tutti in una condizione di bisogno. Perché non è soltanto la fascia più povera dei lavoratori poveri appunto che non arrivano neanche alla terza settimana del mese, ma ormai la classe media è fortemente in difficoltà, i pensionati a rischio di essere, a rischio, quindi, coloro che hanno lavorato una vita e che oggi si trovano con una pensione da 600, 800, 1000 euro, fanno grandi difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Io penso anche con questa grande precarietà che c'è nel mondo del lavoro, spesso i genitori aiutano i figli che hanno 20-30 anni, che non trovano una condizione di lavoro adeguata e spesso peraltro i giovani vanno anche all'estero proprio per cercare condizioni di lavoro migliori. Cosa offriamo a loro per restare qui? Dobbiamo offrire servizi, la possibilità di costruirsi una famiglia e un avvenire in cui lo Stato, il comune, il pubblico aiuta. Altrimenti è come sulla sanità, in cui se devi fare una visita specialistica e chiami, il pubblico ti danno una visita tra un anno e mezzo e intanto sei solo con la tua angoscia, con la tua paura,
penso che insomma parlo di qualcosa di cui tutti sappiamo, abbiamo esperienza diretta o quasi quotidianamente anche qui in questa trasmissione. Questa è una situazione gravissima, quindi cosa possiamo fare? Noi stiamo proponendo di investire maggiormente nella sanità pubblica e di non favorire semplicemente il privato, perché il privato fa i suoi interessi, ma il pubblico deve tutelare soprattutto coloro che sono in una fascia, in una condizione di maggiore difficoltà, e questo può capitare purtroppo a tanti. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo andare nuovamente per l'ultima volta questa mattina in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Le solite difficoltà di comunicazione, vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore o telespettatrice. Buongiorno. Ultimo tentativo, no, non sento nessuno, allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a dialogare con questo telespettatore per riuscire a poi parlare in diretta. Fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore. Siamo sempre in compagnia di Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico. Buongiorno, chi è in linea con noi? A voi Sergio. Sergio. Ecco, volevo dire alla segretaria che privatizzare anche un asilo penso che si possa fare, dato che la sinistra a suo tempo ha privatizzato Acegas, ha privatizzato cimiteri, ha privatizzato tutto. Quella volta perché non avete lasciato tutto questo pubblico invece che privatizzarlo? Quella volta lei non c'era, ma c'era la sinistra, e la sinistra ha privatizzato tutto. Dunque non lamentiamoci per aver privatizzato adesso o se privatizzeranno un asilo. Poi volevo dire, in un anno, in 2 anni che c'è su la destra, che io ho votato per il centrodestra, non per la destra, ma per il centrodestra, come si può pretendere che si risolvano tutti i danni che avete fatto voi in 11 anni, 10 anni e mezzo di conduzione dell'Italia? Dico, mi domando come adesso tutte le disgrazie sono nate col centrodestra e voi che prima, 1 anno e mezzo fa, eravate ad amministrare l'Italia, non avete cosa avete fatto? Abbiamo ancora il problema di quei disgraziati che lavorano per 3 euro, avevate 10 anni per risolvere la situazione, cosa avete fatto? E poi il Job Act, l'articolo 18, avete cavato Amato di sinistra ha cavato la contingenza, avete fatto dei danni e adesso vi lamentate. Proponete, perché io vedo tutti quelli di sinistra che vengono qui hanno un odio di questa destra. Dai, misuriamo le parole, insomma, dai, odio è un'altra cosa. Addirittura no, per l'amor del cielo. È la normale dinamica di maggioranza, opposizione, destra e sinistra, insomma, no, odio non direi. No, non direi, non c'è nessun odio, assolutamente, siamo avversari politici, dopodiché ci si stringe la mano e ognuno fa il suo lavoro, quindi non c'è nessun odio, anzi. E penso che l'odio non aiuti una società ad andare avanti, quindi non è sicuramente uno dei miei valori. Però mi sembra che l'ascoltatore ricordi un po' a spot quello che gli piace di più, quindi insomma l'Italia è entrata, il Trieste è diventata italiana nel 1918 intanto, no? Poi è ritornata all'Italia nel 1954, ma insomma la storia è stata scritta, non ci si può ricordare solo quello che si vuole. Così come i governi di cui anche il Partito Democratico ha fatto parte non erano dei governi a guida PD, erano dei governi di larghe intese, perché anche l'ascoltatore, ma insomma tutti ci ricordiamo che erano dei governi dove peraltro c'era dentro anche Alfano, Forza Italia, quindi se l'ascoltatore ha votato centrodestra può rivendicare le azioni che quei governi hanno compiuto, perché appunto anche i rappresentanti che lui in ultimo ha votato ne facevano parte. Non ne faceva parte Giorgia Meloni, alla quale noi non chiediamo di risolvere la situazione nel
giro di 1 anno e mezzo. Certo che la situazione in 1 anno e mezzo è peggiorata e questo è sotto gli occhi di tutti, perché le liste d'attesa, la precarietà non è sicuramente, e la questione dei migranti non è stata sicuramente risolta dalla destra, che aveva promesso fantomatiche ricette che poi non solo non è capace di applicare ma che ha anche smesso di ricordare, no? Ecco, questo è un punto. Il secondo punto è che però qui c'è un governo di centrodestra a guida Fedriga ormai da 6 anni, c'è un governo di piazza che dura da quasi 20 anni e quindi queste sono le responsabilità della destra, quindi non andiamo a dire il centrosinistra quando governava, sono passati diversi anni da quando il centrosinistra governava, noi abbiamo alle spalle, e io lo ricordo sempre nella mia comunità politica, delle sconfitte elettorali pesanti, le elezioni politiche del 2022, le elezioni regionali dello scorso anno, però la fase sta cambiando, io penso, e anche queste elezioni europee lo dimostrano, perché il Partito Democratico è l'unico partito che cresce in numero di voti assoluti e anche in percentuali, mentre la destra unita perde quasi 1.300.000 voti a queste elezioni rispetto alle elezioni del 2022, quindi ancorché le percentuali favoriscano alcuni partiti, però i voti assoluti dicono chiaramente che questa destra non ha vinto le elezioni, e poi il centrosinistra, il Partito Democratico, sta vincendo e ha vinto anche in importanti comuni, in tutte le amministrative, in cui noi abbiamo conquistato importanti città o riconquistato delle città dove la destra ha cercato di insinuarsi anche con delle polemiche molto pesanti. Quindi io non dico che tutto sia rose e fiori, dico che noi facciamo l'opposizione dove non siamo al governo, indichiamo delle soluzioni, ricordiamo dei problemi che gli amministratori di centrodestra fingono di non conoscere o non conoscono, e sottolineiamo soprattutto le esigenze della popolazione e delle persone che hanno più bisogno e magari non hanno voce, perché oggi chi è che dà voce ai pensionati, chi è che dà voce alle famiglie, chi è che dà voce a queste difficoltà di gestione del quotidiano, che invece noi quotidianamente affrontiamo. Questo è il punto su cui io cerco di tenere l'attenzione. Dopodiché, se vogliamo commentare i dati elettorali delle europee, io dico una cosa, l'ho già detto anche in questo studio, mi preoccupa molto l'astensionismo. Questo è un tema che io non voglio bypassare. È un tema che anzi, ci scrive una mail su questo tema il signor, un attimo che lo recupero rapidamente, Stefano, diceva proprio: secondo me tanto astensionismo al voto è in aumento, è dovuto alla completa mancanza di fiducia nella politica, insomma faceva un po' questa riflessione. Più di metà degli aventi diritto in Italia non è andato a votare, ma a Trieste c'è una percentuale ancora più alta, perché è andato a votare il 44%, mentre in Italia la media è del 49 rotti, quasi del 50%. Anche quindi c'è un grosso problema, sicuramente c'è un problema di fiducia, perché i sondaggi, coloro che poi si occupano di interpretare le opinioni delle persone, dicono che c'è una percezione diffusa appunto di disinteresse nei confronti della vita quotidiana delle persone, che, come abbiamo detto, sta peggiorando in qualità, e c'è una disaffezione anche perché spesso ci sono dei dibattiti con dei toni un po' troppo alti, che io penso non facciano bene. Io cerco di mantenere un tono pacato, ma insomma mi pare che anche questa vostra trasmissione in generale cerchi sempre di far parlare le persone, no? Non di fare semplicemente dibattiti in cui ci si contrasta con la voce, però c'è bisogno anche di una nuova credibilità. Io penso che le persone non siano andate a votare anche per questa grande insofferenza sociale che c'è, perché la precarietà, le difficoltà nelle quali le persone si trovano creano sfiducia. E poi bisogna dire che c'è un trend ormai negli ultimi 20 anni, e la pandemia ha accentuato questo, di sfiducia complessiva nella società. Noi siamo in una società postmoderna dove le relazioni si sono purtroppo così sfaldate o sono diventate più deboli, c'è una fiducia nelle persone molto più bassa, e quindi in tutte le forme di associazionismo, di cooperativismo, vediamo che c'è una crisi della partecipazione, dalla rappresentanza scolastica in cui
si fa fatica a trovare i genitori rappresentanti di classe, alle parrocchie. Ieri abbiamo fatto un bel dibattito anche con i gesuiti di Trieste, anche la Chiesa si sta interrogando, no, su questa questione della partecipazione, e non per niente la settimana sociale dei cattolici che si terrà proprio a Trieste pone al centro la democrazia e la partecipazione, perché è la democrazia che è messa in difficoltà proprio perché non c'è attrattività, non c'è rispondenza tra cittadini e cittadine e istituzioni, quindi è un problema che io mi voglio prendere in carico perché non è secondario. E poi a non andare a votare sappiamo che sono soprattutto i giovani, sono quelli che hanno meno di 35 anni o quella fascia tra 35 e 55 su cui pesa maggiormente appunto le difficoltà di un disagio economico e sociale che abbiamo sotto gli occhi. Ed è bene insomma che tornino appunto a partecipare, no? A partecipare e a votare. Allora, buongiorno a tutti, ci scrive Giuliano. Ieri il consigliere Giacomelli, che era ospite qui da noi, riguardo i migranti ha detto che gli arrivi sono diminuiti sulla rotta balcanica. Vedo invece, credo anche dagli articoli che sono pubblicati oggi sul giornale, ma anche dal nostro servizio che abbiamo fatto ieri, che gli arrivi sono aumentati del 22% con 16.000 nuovi ingressi. Sarebbe gradito un chiarimento anche da parte di Caterina Conti. Grazie e buon prosieguo. Grazie. Il signor Giuliano ha ragione, perché i dati parlano e parlano chiaro. La situazione non è stata risolta e io penso che non sia stata risolta per una decisione di non risolvere la questione. Abbiamo visto lo sgombero del Silos, di queste persone che dormivano lì in una condizione di assoluta diciamo mancanza di dignità, purtroppo, in mezzo alla sporcizia, ai topi, veramente in una condizione di degrado. Per tanto tempo noi del PD abbiamo sollecitato lo sgombero di quella realtà perché non era dignitosa e perché non era adeguata. Finalmente questo è avvenuto. Sappiamo che è avvenuto anche perché appunto Trieste si prepara ad essere al centro dell'attenzione italiana, europea, per gli appuntamenti importanti di questi giorni, il G7 sull'istruzione che comincia oggi, abbiamo appunto la settimana sociale dei cattolici che sarà aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e chiuso da Papa Francesco, quindi è stato uno sgombero diciamo dovuto anche alla contingenza. Sappiamo però che la situazione non è stata risolta e io penso che su questo il decoro della città abbia bisogno di risposte concrete. Noi abbiamo cercato di suggerire alcune risposte concrete dicendo che queste persone potevano essere messe, potevano andare in altri luoghi deputati in cui insomma avrebbero trovato un'ospitalità migliore. Sappiamo che ci sono tantissime associazioni di volontariato, tante persone che vengono anche dal resto d'Italia. Adesso è una fase d'estate, magari spendono le loro ferie, vengono qui ad aiutare queste persone e fanno un lavoro meritorio e importante, e sappiamo però che la risposta delle istituzioni comunali e regionali non è stata adeguata su questo punto e che il tema non è neanche all'ordine del giorno sul piano nazionale. Quindi insomma io penso che Giacomelli giochi sempre, no? Un po' sul percepito e poi sulla realtà dei fatti, quindi un conto è quello che io percepisco della realtà, un conto è come la realtà è, quindi insomma lui ha dichiarato un suo percepito, ma è un percepito che non trova corrispondenza oggettivamente nella realtà. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Lucia. Buongiorno. Lucia? Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci sono tante cose che vorrei dire. Allora, prego. Parliamo della sporcizia di Trieste, non è vero, perché io sono stata a Roma a un funerale di un mio parente. Tra la circolazione gianicolense, Trastevere e via che vai, borse della spesa, borse piene di immondizie per terra, tutto sporco. Al Gianicolo ci sono le radici che vengono su, ho parenti che vivono là e mi dicono come mio figlio si è rotto la testa perché è caduto col a monopattino andando a trovare i cugini. Perciò non siamo la città che ci descrive, prima di tutto. Secondariamente chi non può possono andare a fare la spesa tipo al tour e certi posti, ma uno che deve aprire una partita IVA, e io lo so cosa vuol dire aprire una partita IVA, devi comprare la merce, devi prendere i dipendenti, e se non hai un incasso tale da poter pagare tutto questo, e l'affitto, non puoi farlo. Perciò
Questo ci non si sono può tante fare. difficoltà, Perciò insomma. le cose che si possono fare sono state fatte. Io purtroppo dai 14 con l'ospedale ho avuto a che fare ed ero al 9° piano in chirurgia plastica, dove il 9° piano c'era una chirurgia con il dottor Gambardella ed è stato chiuso da Serratiani. Subito ve lo dico, io sono andata a fare delle visite, sono andata a pronto soccorso, funziona bene, ho trovato il medico, mi sono rotto la spalla, ho trovato il medico ortopedico bravissimo, gentilissimo, che poi sono riandata a fare e non ho aspettato tutti sti anni, come dicono. È possibile che io sono fortunata. Ha trovato insomma una buona situazione. Ecco. Signora, noi ci rallegriamo sì, perché lei ha trovato infatti, pronto soccorso sgombro e ha trovato subito la visita specialistica che le serviva, ma infatti, purtroppo non quello tutti che sono così fortunati. Ma assolutamente, insomma, no? Cioè, purtroppo la stragrande maggioranza delle persone, ma veramente quasi tutti, cioè, e anch'io personalmente, insomma, conosco situazioni da vicinissimo in cui l'attesa è un'urgenza di una visita specialistica in 30 giorni e il primo posto libero è a novembre. Insomma, penso di non essere l'unica a avere questa esperienza, anzi purtroppo sappiamo che le liste d'attesa, e Riccardi alla fine l'ha riconosciuto, sono un problema, perché le liste d'attesa non sono tornati ai livelli pre-pandemia e il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione del nord in cui le liste d'attesa non sono ritornate ai livelli pre-Covid, e questo è un primo punto. Sicuramente il pronto soccorso, ma gli operatori sono bravissimi, io non sto assolutamente contestando, mettendo in dubbio la professionalità di persone per bene che con il loro lavoro mandano avanti gli ospedali, i pronto soccorsi, perché sono persone veramente, sono degli eroi, bisogna dire la verità, perché lavorano in condizioni veramente complicate. E ce lo raccontano anche le stesse persone poi che ci telefonano per magari lamentare il disservizio oppure la lista d'attesa troppo lunga, eccetera, però sempre, o almeno la stragrande maggioranza delle volte, lodano proprio il lavoro degli operatori sanitari. No? Però c'è una fuga dal pubblico al privato del personale sanitario e questo anche è un dato oggettivo che è sotto i nostri occhi. Purtroppo chi lavora nel pubblico spesso decide, ma devo dire purtroppo decide di andare a lavorare nel privato perché trova delle condizioni e delle retribuzioni più alte rispetto a quello che trova nel pubblico. E penso che il pronto soccorso di Trieste è una di quelle situazioni in cui invece purtroppo chi ci lavora si trova veramente in grandi difficoltà, perché il pronto soccorso di Trieste, così come altri pronto soccorsi, sono congestionati. E non dimentichiamoci che, penso al pronto soccorso di Udine, abbiamo visto che appunto vengono appaltati a delle cooperative o a dei medici esterni, vengono esternalizzati questi servizi. Quindi io penso che questo sia un problema che noi viviamo e che è sotto gli occhi di tutti. Poi sono contenta se la signora Lucia invece ha trovato, diciamo, una situazione più positiva, può essere anche dato dalla giornata, da una diversa richiesta, però noi sappiamo che per esempio sui pazienti oncologici le liste d'attesa sono lunghissime e sulle visite specialistiche sono davvero molto lunghe, quindi c'è una difficoltà nella sanità pubblica. Ecco, quanto alla sporcizia, io non vorrei che noi paragonassimo Trieste a Roma, perché insomma io Roma la conosco bene, ma Roma è una capitale, ha un'altra dimensione di abitanti, altri problemi, però lo stato di abbandono, questo volevo dire, lo stato di abbandono dei rioni è sotto gli occhi di tutti. Noi, sì, è bello andare in Piazza Unità a farsi il giro, ci piace, abbiamo un bellissimo una bellissima vetrina per la nostra città con questo affaccio sul mare che è indimenticabile, e infatti il numero di turisti che arriva a Trieste cresce anche perché insomma Trieste è una città che si sta facendo conoscere e questo ci rende orgogliosi ed è anche positivo. Un'altra cosa è vivere nei tanti rioni popolari e popolosi che ci sono attorno al centro cittadino, in cui invece vediamo che mancano i servizi, come dicevo, manca la prossimità di un negozio, quindi la vicinanza di un negozio banale, insomma un tabacchino, un giornalaio, un luogo dove comprare frutta e verdura, non è che stiamo parlando di grandi cose, ma manca soprattutto una presenza un po' più costante e precisa anche della politica, voglio dire, degli amministratori di centrodestra.
perché è bello andare a fare le passeggiate in campagna elettorale, però poi bisogna anche conoscere quei territori, e io penso che insomma, se uno li frequenta, li conosce come li conosco io, in quei rioni si stia soffrendo molto. C'è anche un disagio giovanile che viene avanti e che è preoccupante, e quindi se torniamo al pubblico che deve offrire dei servizi, io penso che noi non possiamo lasciare da soli quella fascia di popolazione che va dai 12 ai 15 anni, perché sappiamo che i ricreatori sono pieni, che ci sono delle liste molto lunghe per entrare al ricreatorio, anche al ricreatorio d'estate, per dire. Quei servizi sono importanti e vanno implementati, non vanno dismessi o ridimensionati, e questo ha un costo, ma io sono felice di pagare le tasse per consentire a dei giovani di non girare, bagolare per strada, ma di andare in un ricreatorio, in un oratorio, in un luogo in cui possano trovare accoglienza, e anche cercare di evitare queste situazioni di disagio giovanile i cui spiragli esistono. Però abbiamo visto anche sentori, e abbiamo sentori molto precisi, no, su queste difficoltà che c'è, perché poi i dati emergono, appunto, ragazzi che bevono, che si ubriacano, che si avvicinano alle droghe, fenomeni anche di bullismo molto gravi, insomma sono anche fatti di cronaca che voi avete testimoniato molto spesso e che purtroppo esistono anche a Trieste. Quando dico le famiglie sono abbandonate, dico esattamente questo, perché gli asili, i servizi educativi in generale hanno bisogno, e il fatto che un ex assessore di centrodestra voti contro la sua maggioranza spiegando perché, mi sembra molto emblematico del fatto che non tutti sono sordi a questa situazione di disagio e di abbandono che c'è. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno carissime, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. È una veloce domanda all'ospite che riveste il ruolo maggiore del PD nel PD regionale e quindi un ruolo politico importante. Sì. È una domanda che non riguarda Trieste, ma che è importante per il futuro di tutti, giovani compresi, e anche per il futuro della nostra economia, soprattutto dei meno abbienti. Il governo della UE qualche giorno fa, perché si tratta veramente di un governo, anche se non lo dicono, anche perché è mascherato sotto altre diciture, ha nominato commissario per la sicurezza e quindi per le misure eventuali di armamento la signora Kallas, che è primo ministro dell'Estonia e che è risaputo nutre avversione per i russi in genere, e sicuramente farà tutto il possibile per aumentare la distanza tra Europa e Russia. Questa nomina europea, a mio avviso, secondo me allontana ogni prospettiva di pace e di accordo, e ci avvicina a tutti quanti a speriamo non succeda mai, a un possibile conflitto che potrebbe anche essere non lontano. Qual è l'opinione dell'ospite riguardo questa nomina, anche considerata che la nomina stessa è derivata dalle risultanze dei voti? Grazie e buona giornata. Grazie Enrico, buona giornata. Insomma, sposta il tema sullo scenario internazionale europeo in questo caso, no? In modo particolare, sì. Vede appunto questa nomina una possibilità di allontanarsi, vede allontanarsi insomma, la prospettiva di pace, e invece il pericolo insomma, che si acuisca ancora lo scontro. Ma la Commissione europea è in questi giorni che si stanno facendo le trattative per indicarla, e non c'è nessuno che nega che esista un governo europeo. Si chiama Commissione europea, è stata guidata da Ursula von der Leyen in questi anni. Da quello che leggo anch'io pare che sarà confermata, ma è un equilibrio che esiste tra, diciamo, i gruppi dei partiti e anche l'equilibrio con gli stati, quindi questo è ancora, di questo si sta ancora ragionando. Sulla questione della pace invece io ovviamente come chi ha chiamato spero che non si acuisca questo conflitto tra Ucraina e Russia, e penso che l'Unione Europea possa avere una voce più forte nel prendere una posizione comune sia su questo conflitto sia su quello che sta succedendo in Medio Oriente, e penso che le elezioni europee abbiano dato un risultato tale per cui questa voce unica potrà esserci, perché una delle grandi preoccupazioni che abbiamo anche manifestato in campagna elettorale era
che vincessero i nazionalisti che non vogliono in realtà un'Europa più forte e più unita. Sono quelli, gli amici della Meloni, sono Orban, quelli che cercano di avere tutti i vantaggi dell'essere nell'Unione Europea e però non vogliono dare nulla e non vogliono anzi consentire all'Unione Europea di fare un passo in avanti nella politica estera comune e nella difesa comune, che sono invece due priorità dell'Unione Europea, perché insomma i grandi padri fondatori dell'Unione Europea hanno immaginato che questo insieme di stati possa cominciare a ragionare in modo unitario anche su alcuni grandi temi di rilevanza. L'Unione Europea o ragiona insieme o sarà nello scenario internazionale sempre meno rilevante. Oggi l'Unione Europea è molto importante anche perché ha una forza economica ancora significativa, ma cosa siamo in confronto ai paesi BRICS che crescono, Brasile, Russia, India e altri che stanno crescendo molto, davanti ai quali o l'Unione Europea è compatta e unita oppure perderà purtroppo la sua forza. E quindi io auspico che invece le nomine dei commissari per la politica estera e anche per la difesa possano lavorare in questo senso, cioè per dare maggiore forza a un'unica voce dell'Unione Europea che metta d'accordo i paesi anche sulle questioni di politica estera e non ci si trovi in una condizione invece in cui ogni paese va per le sue a seconda dei propri interessi. Abbiamo visto che questo è già successo. Allora, c'è anche la mail proprio di Davide, dice: la signora Callas ha ricordato che mentre in Occidente dopo la seconda guerra mondiale abbiamo avuto pace, benessere e crescita, all'est hanno vissuto sotto regimi, credo sia scritto regioni, ma credo intenda regimi non democratici, senza libertà e crescita economica. Sempre Davide faceva un'analisi sull'astensione, dice: pochi votanti alle elezioni non sono sempre un brutto segnale. Se moltissimi non si informano sull'offerta politica e le soluzioni diverse, andare a votare di pancia riempie quei partiti umorali. Abbiamo visto come si gonfiano e sgonfiano e nel tempo al potere i danni che fanno. Insomma, un po' questa la... È vero, però è vero anche che la democrazia e le istituzioni poi ci riguardano tutti. Uno può non andare a votare, ma in realtà comunque... poi interessa. E poi credo che invece molti abbiano scelto di non andare a votare non perché non si siano informati, ma perché magari qualcuno non ha nemmeno il tempo e insomma la voglia di informarsi. No? E ricordo che molte donne non sono andate a votare. I flussi ci dicono che questo è un brutto segnale. Proprio sì. Nell'anno del film della Cortellesi, insomma. Cortellesi, di una presidente del Consiglio donna, della principale esponente politica dell'opposizione Elly Schlein donna, quindi insomma ci sono degli esempi positivi, ma significa che evidentemente le donne non hanno considerato, e poi ci sono le grandi battaglie che stiamo facendo, insomma, anche sui diritti delle donne, sul corpo delle donne, sui diritti, diciamo, avuti grazie alle battaglie delle donne. Che in qualche modo vengono messi in discussione. Allora grazie a Caterina Conti per essere stata con noi quest'oggi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.